化けのたい子供なのね。夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない。口下手でこんなに不器用ないのにどうしてさよならだ言えたよ。ダメダメダメダメダメよダメよダメよあんたがあんたが好き好きで好きでどれだけ強い強いお酒でも歪まない歪まない思い出思い出がバカみたい。Baka mi taglia a vendere la droga, ma non ci sono. Ok, vabbè. バカみたい本当バカね。バカね。あんあんた信信じじるるばばかかりでりで強い強い女女ののふりふり切なさ切なさのな夜風夜浴びる浴びる一人一に人になって3 3年年がが過過ぎぎ街並み街並みさえも変変わわりましりましたたななのにのなにのにどうどうししてて見れるだ未練けにだけ置き去ざりりほんまほんまににろくろくなな男男やないやない揃い揃のいの指指輪外外しましますすざまみろざまみろせいせせいいせいすすいははいい加い減加減待ってて待もっててもバカにバカみたい。Portoghese, Tutti insieme in squadra. tutti con l'accendino. Dame Dame, dame dame yo yo, dame dame yo. あんたがあんたが好きで好きで好きすぎ好きすぎててどれだどけれだけ強い強いおお酒酒ででもも歪まないやまない思い出思がい出がバカみたいバカみたい。ほほんまにろくな男男やない揃い揃のいの指輪指輪外しますざざまみろせいせいせいすむはなんなのよなのよこの涙この涙バカみたい。Sarà anche il finale sportivo con l'autocuore, bellissimo. Il pezzo più potente che esista al mondo, è diverso. Oh, eccoci qua. Che bello quando le cose funzionano. Sembriamo degli streamer, siamo diventati un po' Sembriamo degli streamer professionali, seri, sì, sembriamo quasi Ci siamo. professionali. Signori, buonasera. Allora, tu devi stare aperto sotto. Te ti chiudiamo così. Tu al momento
NordVPN, anche senza la partnership ti facciamo comunque pensierino, ti ringraziamo. Che NordVPN. Allora, attiviamo Drogatelli e affini. Dobbiamo vedere i trader prima. Già sto preparando la scena, così dopo facciamo l'ulteriore super Tu switch. fai fante. Esatto, così visto che il sistema alcune volte a noi Tu fai fante. prepariamo prima. Fante, come no? Allora, qualche professionalità Gianmarco, guarda anche come fa. 1, 2, voilà. No, vabbè. 1, 2 Il futuro. e 3. Il futuro. Allora, e non è finita qui Gianmarco. No, cioè, Io premo un pulsante, succedono cose che se no c'è il problema dell'HDR e loro vedono male e vediamo noi bene e noi male e non mi sembra una cosa molto carina. Allora, la trovi la fonte? L'hai trovata? La fonte? Allora, già Marcone. Noi lavoriamo, facciamo cose, cioè, nel frattempo il trailer di GTA 6. Così, va bene. Noi ci accingiamo a vederlo, quindi GTA 6. Allora, Gianmarco, sei pronto? 2 minuti e 46. Siamo pronti. Faccio tutto. Ma questa è What la you doing grafica. up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I Maniaco. got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Questa non può essere la grafica di gioco. Gianmarco, ma sto lì dove gira sulla PS5? Ma dove va? Ma dove ti affidi? Davvero questo succede in game del tipo così, mamma I'm here mia. for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I seen you here before. You might have. Salve. Hey, Sono come Bonnie e Clyde, ok. Ah, fanno il sesso Hands above your head, now! e fanno le rapine. stay. The new beginnings. You make me nervous, isn't it? Trust me, this place is just the start for us. The only thing that matters is who you know and what you got. Gonna do this? We're doing it right. Yo, Cioè dude, this davvero still looks Rockstar è fake. riuscita a fare questa qualità They got anche your in game. name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. You and me, Lou. We got this. We got it. Say Vice City, baby! Vice City! Come to Bill's Ammunition today! Oh, c'è pure Ammunition, sì. Hey, Ma ci sono un sacco di culo in questo trailer comunque. you hook me up, please! No, guarda, lo aspetto con piacere un anno. Io guarda. Dove? Ma qua, dove? Aspetta. Eccolo là. Allora, qui Gianmarco si pone un problema etico, secondo me, nella mia ignoranza e stupidità. Sì. Se Rockstar con una PS5, quella che ho qui dietro alle mie spalle, riesce a far girare questo 60, no, Questo va a 30. questo va a 30 su PS5 normale, a Se sulla 60. Pro mi va a 60, me la compro pure la Pro. Sulla Pro a 60 il pensierino glielo faccio. Tra un anno io posso. Io con i GTA, soprattutto quando sono usciti, per me poi, per gli altri non so, per me sono sempre stati giochi di impatto. Cioè ogni volta che ho preso un GTA mi aspettavo un titolo grosso, l'ho preso, mi ci sono divertito e va bene così. Penso e spero che con questo Io credo che sarà molto simpatico questo GTA qua.
Quindi una bella mappona, un ambiente vivo, così da dare lezioni anche a qualcuno su come fare un mondo vivo. È fatta, è finita. Vabbè, Rockstar, tu c'hai un altro anno di tempo Fatta. per sorprenderci. Fatta. Allora, maggio 26, Siamo 2026. l'anno prossimo, se Dio vuole. Adesso Allora, c'è c'è anche un'altra- l'altro trailer, Gianmarcone. Squid Game. Squid Game. C'è il teaser ufficiale. Cosa? Cosa? Che? Oh no! Oh no! Hai visto finalmente? Squadre, va. No! Mamma figlio, no! Che lei da fuori sta tentando di fare qualcosa che stava nel convento. Vabbè, vabbè. Oh, Perché è un bambino? perché c'è un bambino? 27 giugno va benissimo, va benissimo. Va bene, va bene. Thanos, welcome to the Thanos world. Yeah. Io mi morto. aspetto e spero sempre nel, per quanto possibile, trailer della seconda stagione di One Piece, perché Ad un certo punto, pensa, le riprese le avevano finite, se non mi sbaglio. allora quindi- addirittura è uscita la voce, l'attore che fa Zoro Mio fratello. si è fatto, sembra un attimino scappare, se ho sentito bene, eh sì, perché noi abbiamo girato la seconda e la terza. Come la terza? Scusami. Forse hanno fatto di fila. Scusa, sì, Vabbè, allora, probabile visto che hanno la già prima fatto scene stagione, per la terza. visto che la prima stagione è stato comunque un banco di prova e ha avuto un bel po' di successo, io l'avevo detto forse a qualcuno, ma ero convinto che col mood che si sta prendendo con i prodotti di successo del genere, di girare più stagioni contemporaneamente, Ci si trova, chi dopo un fallo. tu basta che fai la seconda come la prima, mettendoci lo stesso No. impegno, va bene, la terza ce la guardiamo con piacere. Io ho detto, invece sa. Allora, il pillolame, abbiamo mosso tutte le No, no, icone. non vendiamo ancora pillole. Per ora ci atteniamo alla droga che cresce anche in natura, semplicemente. Noi coltiviamo e cresciamo. Non facciamo niente di male. Che è successo? No, non lo trovo. Si è Allora, incasinato il scheda destro. uguale. Oh, ok. Facendo tutti i movimenti con PS5 e quant'altro. Ma posso così. Allora, E si riprende l'impero del Ecco qua. crimine. allora, ci siamo, Gianmarcone. Rotolo Inc. Io prima stavo giocando quando sei venuto a Hollywood Animal. Ho visto. Ho chiamato la casa di produzione la Pippo Baudo Production. Allora, Gianmarco, dobbiamo creare uno strain che valga almeno 60. Ma che figa ci mettiamo dentro? Allora, per Gianmarco, trovare abbiamo 60? anche la ciambella. Quindi noi Adesso buttiamo in dobbiamo, mezzo, così. noi dobbiamo buttare Che è monnezza. uno schifo disumano questa casa, lancia giù e prendi l'altro. Allora, aspetta. Andiamo a prendere la ciambella che è stata 2 giorni. Ora sarà marcia. Non so, mo vediamo pure se c'è qualche altra cosa. Tanto di soldini Ci accattano molte cose. si pagava con carta o con... Ma tanto ci sarà il coso comunque vicino. Problema non si Ecco può. qua, monnezza. Aspetta, la chat, caso mai scrive qualcuno. Vabbè, gli è venuto un attimo così, va bene. Prego. Ok, tanto sono 20 monete. Vai, ce la stavo facendo stavolta. Allora, dealer, tu mo adesso mantieni un attimino in mano perché ci riforniamo. Allora, la ciambella l'abbiamo recuperata e qui da 2 giorni e va ancora bene. Poi, allora, si può sbloccare il Viagor, il Pisterin, la
Red Balls. Red Balls. Red Bull, Che sono due palle rosse, giustamente. Allora, quindi dobbiamo semplicemente salire di livello. Quindi ci conviene produrre qualcosa. Compriamo un'altra ciambella, dell'altro paracetamolo e anche una banana. Salve. Allora, a questo punto raccogliamo pure un po' di monnezza. Certo che sporcano come i dannati questi. Sono sporcaccioni, così. Ciao, tu cosa vendi? Ciao Mick. Ah, questo è il banco dei pegni, così. Ah, ok, possiamo far valutare gli oggetti per farci qualcosina. Vuoi comprare qualcosa? Senti, la vuoi questa a 40? Vai a quel paese. Allora, prendiamo un altro paio di cose. Ecco qua. Sì, ci siamo fatti un altro paio di soldini. Torniamo in casa e ci facciamo un attimo un resoconto della situazione. Questi sono degli oggetti più belli comunque. Mi piace veramente un sacco il raccolto. Questo ci fa proprio... Ok, altri $15. Vai. Ok. Allora, a sto punto proviamo a fare un mix con la ciambella. Dai. Quindi se noi prendiamo una Sour Diesel e prendiamo ciambello, rinfrescante. Quindi vediamo un po' tu quanto ci dai come valore e quant'altro. Tu vali 50. Ah, peccato. Allora, tu sei la Sgrodel. Vai. Ok. Solo che non lo possiamo prendere al momento, quindi dobbiamo un attimo liberarci l'inventario. Posiamo un attimo. Abbiamo anche queste qua eventualmente da vendere, ma le dobbiamo far pappuliare un pochino. dobbiamo Mettiamola fare di così. più. Allora, Anche non mi ricordo più le combinazioni, però sono scritte se non mi sbaglio. sì, comunque ce le dà. Comunque ce le dà. Se noi mettiamo qui, ce la dice. No, la Greco era... Ah, perfetto. Oggi Gush più paracetamolo e ti dava la Greco. Sì. Ecco qua. Qui abbiamo le altre. A questo punto, Vede, ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale. allora, no, noi la chiamiamo la Greco per affezione Ai e greci. affiatamento al nostro amico, il Ciccio Greco. Allora, aspetta, qui non c'è spazio, qui c'è. Devo comprare grandi Voglio mezzo. provare. Allora, per fare quella di 60 dobbiamo mettere il ceppo questo qui, che è quello là che costa di più. Più la ciambella che è quello che ci dà... Oggi Gush oggi dovrebbe essere Non qualcosa è di meno. l'opposto? Sì, è vero, è la Sur che sta di più. Dobbiamo Oh, sbloccare gli buonasera, altri Pierluigi. allora. Ciao, bello. Ciao Pierluigi, buonasera. Welcome back. Nel frattempo stiamo vendendo droga, le cose vanno male, quindi ci siamo messi a vendere droga perché zio è stato arrestato. Proviamo la prima, proviamo quella di livello 1. Ah no, però ci vuole proprio la piantina senza che l'abbiamo imbustata. Allora, Poco ci vuole la rapina a bustigna alla caccia. allora non posso aspetta, dire. intanto prendiamo cose dalla piantina. Ecco qua. E ne abbiamo altri 8. Quindi a noi adesso ci conviene. Ah, noi abbiamo pure tutta questa da imbustare. Ho avuto problemi di linea, ma per fortuna ora è risolto. Speriamo. Penso a causa di tutto il maltempo che c'è stato, Pierluigi. Che ogni tanto pure a me capitava, o anche a qualche amico, che saltava la connessione all'improvviso pure qui. Allora, intanto inizia a mettere un pochino d'acqua. Piantine nuove non le abbiamo, quindi dobbiamo un attimino... No, noi dobbiamo fare una cosa, Gianmarcone. Allora, iniziamo a fare così. Ci serve uno spazio libero nell'inventario. Quindi noi posemo. Che cavolo posemo? Allora, devo scartare qualcosa. Scarta ciambella. No.
No, già ma ci serve uno spazio e che mo facciamo il piano quello bello e funzionale. Allora. Niente. Marciapiede non lo passa. Allora, noi adesso mettiamo tutto quello che abbiamo in contanti sulla carta. Ci compriamo un bel mobiletto nuovo, che non abbiamo spazio. C'è quello largo da 60. Non sapevo metterlo ora con il lato. Allora, la ringraziamo. Questo mo è un attimo un problema. Allora, noi sappiamo anche dove comprare nuove abitazioni e quando però ci servono i soldi. Allora, noi partiamo. Oh, siamo partiti da un camper in fiamme. Già abbiamo una casa, già comunque un ottimo risultato. Allora, questo qui lo mettiamo. A posto, Gianmarco. Ecco qua. Allora, qui ci mettiamo tutti i semini così. Poi a questo punto possiamo impacchettare questi che c'erano rimasti da prima. Ma perché si attaccano qua vicini? Io non ho capito sta cosa. Allora, per il resto, a parte la linea, tutto bene per Luigi? Dobbiamo dire anche il nostro dealer come sta messo, così. Sì, ma ci facciamo un resoconto di tutto quello che abbiamo al limite. Quelle là singole che creiamo le diamo a lui. Tanto lui ce le smercia. Lui, sì, effettivamente, sì. Ecco qua. Dovrebbe funzionare. Che lui comunque le vende a numero in base a quello che ha. Quindi gliele diamo. Però noi non ce lo fa mettere quanti ne abbiamo disponibili. E puntualmente già che fa me ne dai 25 di Non ce quella? le abbiamo ancora 25. Allora a sto punto facciamo proprio questo. Che ore sono? Le No, 3. è presa. C'ha solo 10 oggi cash. Per fortuna sì, ma mi siete mancati. Ho visto che nel frattempo è uscito. Mamma mia. Lo sto giocando in live, Pierluigi. Che bello. Mamma mia. Che bello. Che mina di gioco. Square Enix che dice no, i giochi di ruolo a turno non si vendono più, non vanno bene. Poi esce lui e sbanca tutto. Ah, oggi sono arrivati a 2 milioni di copie. Fuck you di Oscars, in questo caso Square Enix, però 2 cioè 2 milioni di copie. io lo sto giocando poco, ma per alcune cose forse riesco a tornare comunque a fare le live anche nel pomeriggio e ce lo stiamo continuando tra Gianmarco che l'ha quasi finito, Francesco già l'ha finito ma sta divertendo tutti. È il primo titolo dove da tempo ci troviamo tutti d'accordo. Allora no, devo fare l'opposto, aspetta. Queste qua dobbiamo imbustare qualche altra cosa, quindi imbustiamo anche la Sgrodel. Sì, sì. Sì, Sì. quello sì, però là è più impostazione a turni isometrico. Questo è proprio un RPG a turni classico con l'aggiunta di elementi, mi permetto di dirlo e spero nessuno mi darà dell'idiota, con alcuni elementi Souls-like come la parata e la schivata in tempo reale durante i fight. Sono cose che hanno già fatto in altri giochi. Metti ad esempio la saga di Mario e Luigi, c'è un battle system un pochettino più dinamico. Però quello che è riuscito a fare questo gioco non si vedeva da tempo. Quindi a questo punto lo possiamo dire tranquillamente. Ci siamo anche visti il trailer di GTA prima. Uscendo GTA fuori dai giochi per quest'anno, io gioco dell'anno glielo darei. Poi vediamo quello che esce da qui a dicembre, ma Purtroppo c'è io quella glielo merda darei. di Death Stranding, quindi sarà un problema. Allora, merda, aspetta un attimo. No, Aspetta. ho sbagliato, aspetta. volevo dire, scusami, c'è Bartolini Simulator 2. Ok, adesso stai parlando bene. Anche se secondo me questo secondo capitolo sarà un po' più No, già, ma action, questo sì, un bel forse po' più potrebbe piacere action. più a me. A me il primo purtroppo non mi è piaciuto C'è minimamente. Tizione che mi manda le cose. No, Tizio, Tizione. porno. Ma perché i porno coi nani? Cioè, io non capisco. Ma forse a lui piacciono. L'ho visto questo. Hanno fatto una coreografia a sti ragazzi con l'insegnante allucinante. John Wick, così. Insegnante Wick, Oh. e la peppa. Potentissimo.
Penso che in questa classe staranno tutti tranquilli Sì, adesso. potentissimo. Ok. Tra i No, giochi sì, a sì, turni certo, vorrei ricordare... certo. Sì, però quello comunque è uscito l'anno scorso, parlando di quest'anno e sommando i due, effettivamente gli RPG a turni più su uno stile classico alla Final Fantasy, mettiamola così, stanno ritornando un pochettino in auge. Quindi noi ridiamo spesso del fatto che Square Enix, colei che ha inventato tutto questo, colei che ha messo In mezzo sta questione. tutto questo, Da fucessa. non si vendono. Come non si vendono? Scusami. Ho detto no. Di che tu non li sai fare più e non ti vuoi impegnare a farli perché motivo X, allora noi ti crediamo senza problemi. Ma non dire che non vendono. Non dire bugie, Square Enix. Square Enix, tu hai annunciato Kingdom Hearts 4 2 anni e mezzo or sono e poi non hai detto più niente, quindi taci, per favore taci Square Enix. Grazie. Taci. Ma Quindi anche vero io che glielo Persona e darei. Fantasio sono JRPG in teoria. Vabbè, però immagina il sistema, squadra da un lato, Però sì. squadra da seleziona, No, comandi, sì, attacca. sì. Assolutamente sì, cioè il concetto è quello, però un gioco come Allora, questo ci bustina. voleva per svegliare un pochettino qualcuno. Uscito dal nulla, nessuno sapeva un cazzo. Il messaggio principale che sta passando è che sia un JRPG, che sia un RPG normale, che sia un gioco d'azione, che sia un gioco action, che sia qualunque tipo di gioco, Facetela Gianmarco, buona, lo della fate, mamma vostra. lo fate bene, noi compriamo. Via video. Bello, Stavo per dire una cosa che era spoiler, ma non la posso ancora dire, mi stava uscendo proprio. Sì, non la posso dire. Allora, Pierluigi, è una cosa che già ho accennato in questo periodo in live. Molto presto ci saranno delle notizie, anche per te. Quindi metterò dei post sui social o lo dirò in live di quando ci sarà sta live speciale. C'ho un progetto da presentarvi. Una cosina che sta venendo su. Ok, allora, a sto punto, se noi ci mettiamo queste altre bustine qui e ci togliamo un po' di spazio, qui adesso siamo anche più liberi. A sto punto abbiamo la raccolta di carte Pokémon, Sì, cioè tutte belle allineate. Allora, sono tutti Pokémon erba. prendiamo la Greco, la Sgrodel. Non si vendono perché dopo Final Fantasy X non hai più fatto un Final Fantasy degno di questa saga. Ecco, bravo Pierluigi. Quindi non è che non si vendono, sei tu che non li hai saputi fare. Quindi non dire castronerie. Allora. Aspetta, sono giustamente le qualità. Allora, togli questa. Questa qui pur è l'oggetto per farci salire la velocità di crescita della pianta. Usiamo solo il fertilizzante, se no vengono di bassa qualità. Ci portiamo anche questa. Noi facciamo. Andiamoci con le... È più tranquillo camminare con le cesoie in mano che camminare con una bustina in mano di droga. Allora, ti leggo subito appena arrivo qui. Andiamo dal push. Ciao Benji. Allora, tanto ci dà 442 delle vendite precedenti, il che non è male. Poi ti prendi questa, 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 questa e questa. Ok. Allora, parlando di grandi trame, vorrei ricordare alcuni giochi magari non perfetti tecnicamente, ma con una storia assolutamente favolosa, che rimane nel cuore degli appassionati. Sì, Pierluigi, io in quel sogno ci credo, ma non succederà mai, lo sappiamo entrambi. Aspettavo il remake del primo per portarlo in live, giocarlo e mostrarlo, ma è sparito. Lo volete il remake di Knights of Old Republic? Sì. Poi non senza più niente. Vabbè. Allora, Gemma, a questo punto il dealer ci sta vendendo tutte le cose di là. Sì. Andiamo adesso qui da vendita, abbiamo tutta sta roba qua. Abbiamo 17 di queste e 8 di quest'altra.
Mettiamo soltanto queste due in vendita fino a quando non le vendiamo. E nel frattempo Con la lancia ma salve. 5 Sour a 2,40. Le vediamo a quanto lo zio? Allora, le Sour sono quelle a 40. Perfetto. 5 per 4. 20, 200, 240, va bene. Ok, allora nel pomeriggio si fa consegna. Zio, ci servirebbe un po' di qualcosa. Allora, Il gioco di Breaking Bad, questo c'ha parecchi riferimenti, Pierluigi, sì. Fatto Inizia proprio nel apposta. camper di Breaking Bad. Allora, prendiamone 3. A posto. Ma ogni tanto parte musica, già mai sto gioco, fa cose. Che fra poco inizia, oggi andiamo già all'obiettivo, così ci dà il bonus consegna rapida. È pazzo. Arufo. Dietro delle costruzioni, quindi qui. Oramai sto prendendo un po' di familiarità con i luoghi. Allora, tu vuoi Sour. 5 di Sour. Ecco qua. Tieni. Grazie. Yeah. Abbiamo fatto. Prendi, come se baciassi. Sta al 100%. Ok. È andato. E lui ce lo siamo maxato. Allora, ci abbiamo altri messaggi? Vabbè, questa è l'altra volta quando ci ha dato verso i 10, già c'ha pure lui qualcosina in mano di nostro. Oh, lo dici, abbiamo $1.300 e fra carta e contante. L'abitazione nuova quanto costava? Allora, aspetta, l'agenzia immobiliare dov'era? Mi sembra era in downtown. Sì. Allora, noi nell'altro lato della città non ci siamo andati tantissimo. L'altra volta era perché siamo stati inseguiti all'improvviso dalla polizia, però. Per almeno 10 minuti a contare. Allora, the battery box. Salve, c'è qualcuno? Ciao, Lily? No, vabbè. Allora, era di qua se non mi sbaglio. Polizia di Caccola. Allora, for sale. Ray Realities. Però quello oggi è il post office. Noi dobbiamo Quello era vedere- l'agenzia per avere degli introiti passivi. Sì, prossima casa non lo so. Due Sour 80, aperto. Domani mattina però. Facciamo tutte le consegne domani mattina. Quanta polizia c'è? È qua, è questo, è questo, è questo. È questo, è questo. Ok. Allora, per cambiare case e avere un po' di spazio dobbiamo arrivare a 6.000 almeno. Per avere il banca. Comunque fa un posto auto e 5 posti per persone. Così possiamo anche iniziare a prendere personale. Ray, aspetta, torneremo presto. Allora, altri messaggi non ci sono. Zio ancora ci deve consegnare niente. Vai. Niente. Onorevole 7 grammi di oggi cuscio, sì. Geraldine Pool. Per 2,55. Sì, allora facciamo così, guarda. Facciamo te, sempre domani mattina. Togliamo la L'oggi push togliamo dal menu. A questo punto È direi. arrivato anche il drop dello zio. Ok, allora l'Ozzy. Per arrivare a abitazione migliore. Si potrebbe anche fare, però un po' lento arrivare a 25.000. Siamo un po' all'inizio e più che altro, visto che è una versione in accesso anticipato e sta comunque continuando ad aggiungere roba, ci avevo pensato pure io di lasciare mi ci metto un paio di ore offline, si farebbe facilmente. Però visto che è in accesso anticipato e sta continuando ad aggiungere roba al gioco, mi voglio gustare ogni singolo aggiornamento. Cioè davvero sto gioco, a prescindere dall'argomento e tutto, che c'è a chi può dare fastidio oppure no, ma c'è di peggio sinceramente a sto mondo, per come sta tirando sul titolo piano piano, ma è davvero carino Pierluigi, cioè fatto con intelligenza. Allora Giamma, io direi Questo ovviamente giocato in coop sarebbe molto più semplice, molto più veloce. Uno raccoglie la Dietro al monnezza, supermercato. uno compra l'erba e la creta fa crescere, l'altro io mi vende. arrabbio, faccio un gesto inconsulto, glielo regalo e lo faccio venire a giocare. Ma quello poi non gioca, si scoccia.
mesi di regali si scoccia. Posso mai mettere un post su Instagram? Mi serve qualcuno che mi aiuta a vendere droga in un gioco. Sai in quanto mi arrestano? Poco. Capì? Non penso sia un messaggio che posso far passare a Ma salta pure debito questo scemo, lo zio. Gianmarco. Allora, Ma quando stavo 3 ore e basta. quanto è a quanto ammonta il danno? Dobbiamo Ok. andare a leggere sempre là dietro perché non ce lo può dire lui. Vabbè, sono informazioni, capì? Ho capito, però Poldo. Allora, prima che viene il coprifuoco, Lo zio, c'hai una ventina di grammi addosso, più piano. 185. No, pigliate, lo zozzo, ti raccio 200. Guarda, ti do 300 e mantieniti in mano. Vai, vai, vai. Che però. Così già abbiamo il prossimo carico già pagato. Allora dagli 1000 così stai a posto. No, per e dobbiamo sempre. iniziare a conservarci quelli là per gli upgrade. Spacco i denti. Allora, a sto punto, Che ce l'ho poi. a sto punto il pene, Gianmarco, aspetta, c'è il terriccio no, il terriccio c'è ancora. Terriccio c'è ancora, ok, allora. Miss Sparkles. Ecco qua. Stiamo cercando di andare avanti perché sappiamo che possiamo assumere del personale. Solo che giustamente qui già siamo stretti noi. Hai fatto tutto il G-Push così? Sì, li facciamo tutti insieme, ci facciamo un bel caricone. Allora, a sto punto... Oh, che bello questo oggetto. Madò, che bella cosa. Toh. Ecco qua. L'oggetto migliore del mondo. Allora, abbiamo un bell'ufficio bello avviato, Sì. bello sistemato. Qui non abbiamo niente. Abbiamo altre 3 piantine da dare. Ci sono nuovi messaggi. Aspetta, quante ne dobbiamo dare? 2. Ok, ce ne abbiamo solo 2 da dare su 12. Sono 12 le sour diesel, là, così. Sì, Allora lo puoi accettare. quindi facciamo deal sempre di mattina e chiudiamo. Per ora chiudo nel caso. Ci avresti ancora un po', però. al Vabbè, massimo ce lo gliela diamo conserviamo. alla Sì, Dio, sì, stanno facciamo il qua giro e là. glielo diamo. A proposito, dealer, tu come stai andando? Oh, sta a 2,13, sta vendendo. Gli possiamo dare anche degli altri altri, custom. altri. Sì, è quello nel tutorial. Puttana, Allora, vediamo chi ci conviene far salire tra i contatti. Oh, ci serviresti tu. Però le dobbiamo sempre andare a dargliela noi personalmente, lo zio. Allora, chi è che è un pochettino scontento? Donna Martin. Ok, diamogli Donna Allora, Martin. Donna Martin, vai da lui, vai da Benji, stai tranquilla. Benji ci fa sapere, non ti preoccupare. Vai tranquilla, non ti preoccupare. Allora, c'è un messaggio. Ok, ci ha dato appuntamento. Ci abbiamo tutto, dobbiamo solo andare a dormire. Ok. Vai al livello 2, tacci tua. Va bene. Allora, Gianmarco, grande giornata di Dobbiamo fare vendite. grandi corse, lo zio. Ce n'è uno che dovrebbe essere qua, 40 metri. Tutte di mattina, forse di fila. Sam, allora, tu cosa volevi? 2 sour diesel. Ciappa. Ciao bello. Grazie. Poi. Allora, ce ne abbiamo un altro qui. Pure al 100%. Troppo. Ci dobbiamo fare solo un po' le ossa all'inizio per prendere chi ci dà una mano. Assumiamo qualcuno. Tu vuoi 7 di queste. Ciao bello. E c'è l'ultimo nel campo da basket. Ok, eccolo qua. Allora, tu volevi 4 di queste. Noi ti diamo le 4 queste qui. Siamo fatti un bel po' di soldi. Sì. Proprio tanto belli, carini, carucci e sistemati. Sto po' che ci rimane. Chiamiamo il bro. Lei? Allora, dacci i soldi. Poi. Prenditi tutto questo che ci abbiamo. Vai, e divertiti. Poi se ti vuoi assaggiare qualcosa, vai, non ti preoccupare. Poi io, sempre in un'ottica di ottimizzazione, farei così. Allora, andrei in casa. Sì, vabbè, tanto nessuno ci fa rapine o quant'altro. Credo. Allora. Senti com'è automatico, sentilo.
Sì, già ci siamo potenziate alcune cose e credimi all'inizio, mamma mia, 50.000 passaggi dovevamo fare, Pierluigi. Allora, è finito il terriccio. E poi dopo lo andiamo a comprare. Allora, lo iniziamo a fare. Voi andate qui. Tu aspetta qui. Iniziamo a... no, dobbiamo andare a forza di là. Quanti ce ne ho? Uno. No, già ma aspetta. Questo lo sfruttiamo. Proviamo a cattare quelli là potenziati. Mettiamoci questo. Vai col terriccio, vai. Ok, apriamo qua così. Mettiamo. E chi se che Riempiamo il vaso d'acqua? d'acqua. Scusa, alla fine ci vuole l'acqua, noi gliela mettiamo un pochettino sotto come base. Allora, aspetta, andiamo a prendere quello così facciamo tutte le piantine alla stessa velocità. Polizia fortunatamente non ci sta dando problemi. Allora, compriamo 10 di questi. Dai. Mamma di Pompei, Però siamo a posto per 2, quindi possiamo fare 20 coltivazioni. Ci compriamo niente po' di meno che. Però ormai non abbiamo lo spazio. Dobbiamo. Però questo è anche ottimo. Cioè, No, questo iniziamo. Però ci serve più spazio. Allora, prendiamo solo il fertilizzante, ne prendiamo 6. Cesso molto più in là. Allora, e dobbiamo comprare. Basta solo questo. Ok. Posa il ceppo. Salve, ho trovato questo a terra, è di qualcuno? No, posa il ceppo. Ok. Metti da tavola. Continuiamo con questo. Con questo? No. Però è girato così, le In realtà il verso di seme noi. non è illegale, quindi... Ok. Allora, a sto punto, questo qui e siamo a posto per 2 coltivazioni. Vai così. Allora, a sto punto, ne facciamo grande giocata. Chiamiamo lo zio. Lo zio. C'è la nuova. Vediamone 3, dai. Ok. Tu mentre fa qua, noi ci piantiamo queste qua. Ok, già si è preso i soldi. Ok. Dovremmo vedere mo di fare i ceppi con quello nuovo. Anche perché a questo punto ci conviene fare solo quelle che vendono di più, che ci fanno guadagnare di più. Avendone 3 ci conviene mo usare solo la terza e iniziare a... Volendo, sì. Allora, togliamo un po' di spazzatura da terra. Scusate, però devi vedere anche quello che i clienti vanno trovando, perché tipo la oggi push. Ah vabbè, noi una volta per farci una bella botta di soldi facciamo un giro col prodotto nuovo, anche col mixer, e vediamo le varie combinazioni. Salve, noi abbiamo la novità. Abbiamo solo annunciato la novità. Cioè lui... È stato lui. Lui... Allora, io sto premendo, ma lui ha annunciato la novità. Il suo hard disk. Proprio il computer qui non ce l'abbiamo, eh. No, nel tuo proprio. Allora, iniziamo a mettere questo qui. Proviamo anche il fertilizzante, che questo è naturale, quindi non dovrebbe dare problemi. Però il fatto che è verde ora non so se sia una cosa buona, sia una cosa cattiva. Vabbè, tu sei fertilizzante normale. Per crescere delle micropiantine vicino, che vedo che si sono creati dei baccellini. Noi poi ci andiamo a vedere la descrizione, che non me la ricordo. Ok, è pronto anche il drop. Aspetta, zio, aspetta. Ah, solo che non possiamo andare, Gianmarco, perché è notte. Andiamo a dormire, andiamo a prendere una tanto, lui ce l'ha data. Poi andiamo a lavare. Allora, Gianmarco, la vita va corsa con un po' di rischio, soprattutto se Però controllato. Noi salviamo. Ma stiamo andando a buttare la spazzatura, scusa. Stiamo andando a buttare un attimo la spazzatura. Ok, dai. Così, tranquillo, tutto sereno. Tutto carino, tutto pettinato. Allora, tu sei qui dietro. Qui già hanno messo il posto di blocco. Salve, prendiamo un attimo una cosa qui. Arrivederci, arrivederci. L'altra volta ci hanno inseguito per tutta la città. Allora. Un po' di spazzatura.
lontano da casa nostra, così nessuno sospetta di niente. 10 A posto. dollari. Ora. Ok. A posto. Missione compiuta. Allora, voi state crescendo. Noi a sto punto facciamo... Sì, pacchettiamo tutto. Allora. Se fai tasto destro con la rotella, Ma Fabione is back! Ciao Fabione! bello. Sì, c'è anche la nuova, è apparsa in live, ditemi chi è apparso in live per piacere. Per piacere, ditemi chi è apparso l'avviso per la sub. Ditemi se si è visto. Grazie Fabione. Oh, allora, Bravo. ti ho fatto quello di Tanaka col presidente Ma ed è che andato. Tanaka Approved con i presidenti. Perfetto, ragazzi. Ha funzionato e sei il primo che l'ha fatta avviare, Fabio. Quindi meglio di così non si può. Come va? Dicevo, seleziona e fai dare rotella. No, dice drag multiplo. Vedi, ne prende comunque solo uno. Perché forse per qualche altra cosa. Aspetta, per i vasetti noi non li abbiamo proprio provati. Sì, però non va a spagannare così. Allora aspetta, mo facciamo sta prova qua. Meno male. Abbiamo fatto un po' di restyle grafici e quant'altro. Ho cambiato il software, quindi ci stiamo un pochettino sbizzarrendo con alcune cose. Va bene. Come è andato il viaggio? Vai così cadi dentro. Allora Gemma, 16 sono qui. Poi ne prendiamo altri 20 e ci iniziamo. No, questi 4 qua. L'OJ è quella di livello 2. Ma aspetta, tanto mo gli incroci li facciamo con quella là più potente. Allora, vai che ce la facciamo, vai. Dai che è quasi fatta. Così, così. Bene, in 4 giorni ho assunto circa 6 litri di birra e se non 1,5 litri di acqua. Allora è stato un buon viaggio, Fabio. Vabbè, è stato un viaggio che è andato bene. Allora. Queste qua sono cresciute, quindi ora possiamo piantare quella nuova. Ah no, è pronta all'85%. Aspetta, mettiamo un pochino d'acqua. Dai, crescete, dai. Ma birra o birra artigianale, sai, quelle belle, sistemate che non ti aspetti e ti stupiscono? Che a questo punto i 6 litri sono giustificabili, che poi provi un gusto, provi un altro. 4 giorni te li dividi un po', capite, di palleggi. Sta. Se uno va da una parte deve provare il prodotto locale, se c'è che fai, non lo provi. In mezzo al giorno, nel chill. Dai. Allora, 92. Dai che ci abbiamo anche quella nuova. Allora, pronti qui. Iniziamo a fare una cosa. Liberiamoci un attimo l'inventario da questo e da questo. Ok, siamo pronti? Ecco qua. Facciamo 1. Ci abbiamo aspettato proprio la pianta. È pronta. Allora, a sto punto servono 2 soil. Mamma mia. Quindi hai tastato bene. Ok, allora è andato tutto per il meglio, Fabio. Tutto a posto.
bene. Allora. Apriamo qua. Giri di qua. Polizia qua fuori. Però noi siamo in casa, per i fatti no, stiamo facendo un po' di coltivazione. E proviamo il green crack che è nuovo. Ovviamente noi prendiamo le distanze da qualunque cosa abbia crack nel nome. Sì, il gioco l'ha chiamata così, poi noi gli daremo i nomi che vogliamo. Esattamente. Anche perché il titolo, l'ho detto, dobbiamo fare la Ciccio Greco Premium stasera, Magari. Green crack tagliata con ciambella. Con ciambella, mamma mia. Allora, Poi un po' di spazzatura. mettiamo un po' d'acqua. Ecco qua, bello pulito. Nell'angolo là, Ecco qua. Prima regola, teniamo un attimino tutto pulito perché sennò è un bordello. Allora, ce ne abbiamo altri da mettere, quindi. Questa addirittura è premium, Gianmarco. Però perché? Perché forse abbiamo messo il fertilizzante o perché stiamo tenendo sempre tanta acqua e le stiamo curando di più. Non abbiamo Può messo il essere. velocizzante per farle uscire prima. Forse è fertilizzante magari, No, per buono per noi. Ah, aspetta, ecco che cosa dobbiamo fare. Aspetta. Anche se a botte 500 fra soil e fertilizzante che te viva. Vabbè, tanto il soil lo usiamo 2 volte. No, quello sì, però ci servono incassi. Allora, Gianmarco, Dopo mo vedi- incassiamo perché abbiamo un sacco di prodotto. Dopo vedi Randall a quanto sta di venire. Il nostro amico Randall. Ok, tanto mo gli facciamo pure il carico nuovo. Vai. In teoria questa qua forse te la sei pure quasi pagata del tutto con i soldi in più che gli hai dato, credo. Allora, togliamoci pure sta roba da mezzo. Ok, c'è il coprifuoco. No, mi sa che il cestino è pieno. Un attimo, sì. Il cestino è pieno, però noi che siamo previdenti abbiamo comprato sacchette. Sacchettino. No. Lasciati. Yam, yam. Non è così. No. Ok. Si viene antiatomica. Oh yes, riuscito. A posto. Però Bene. ma dai, devo perdere. Domani mattina la troviamo lì e ce le portiamo. Facciamo come zona stazionaria qui. Allora, a questo punto andiamo a letto. Dove vai tu? Si va a letto. Abbiamo ancora una banana, Gianmarco. Banana. E del paracetamolo. Quindi se andiamo a prendere le ciambelle, possiamo provare anche le combinazioni lì. Ora, mentre tutti gli altri vanno a dormire, noi dobbiamo imbustare. Noi lo ottimizziamo. Tanto c'è comunque il coprifuoco. Vai, vai così, vai così. Allora, dobbiamo arrivare a quei soldi, dobbiamo assumere qualcuno e che mi rompo i coglioni di fare questa cosa, Gianmarco. Ma questo ci serve, mi sa, c'è tipo auto in boosting, qualcosa? No, c'è il lavoratoring che è in boosting. Allora, a questo punto ne abbiamo altre 12. Abbiamo un bel po', Gianmarco. Solo che dobbiamo andare a comprare le bustine. Se noi facciamo un bel delivery a casa con $200 di consegna. No, non adesso. Casa nuova che è molto lontana rispetto allo store. Più affari, più soldi, sì. Quando diventi ricco per me ci sta. Ci mettiamo 5 minuti ad andare lì, andiamo a piedi, ma adesso non sprechiamo i soldi in consegna. Allora. Quindi, se noi adesso... Guarda che bella collezione. Facciamo la collezione, facciamo. Allora, ne abbiamo 24 standard e di SOR ne abbiamo 22 più 2, 24 premium. Premium. Sì, per Luigi che noi ci servono delle cose adesso, però se andiamo a farcele consegnare, non sappiamo quando ce le consegna. C'ha 200 euro di spese, $200 in spese di spedizione, ma tu ti sei ammattito completamente. Ed è qui di fronte. A sto punto ce ne andiamo a dormire. Facciamo un passettino alla volta, piccolo piccolo. Ricordati dove eravamo, in una stanza di motel.
Noi siamo avanti con i tempi e già ce li... Ah, perché durante il giorno si sono accumulati punti esperienza. Già ce l'aveva sbloccato. Ok, quindi abbiamo anche il Viagrol. Va bene, quindi qua mo completiamo la quest. Allora, guarda che bella piantina verde. Allora. Marco, dobbiamo uscire per fare un po' di shopping. Sarà uno shopping molto importante. Allora. Innanzitutto le posiamo un attimo qua. E anche queste sono uscite premium. Quindi il fertilizzante... Ma metti nel barattolo a questo punto, proviamolo. Allora, anche perché non l'abbiamo mai provato. Quindi magari vanno qui dentro facendo così. Barattolame. Allora, Quando ce ne traso, no? facciamo così, facciamo le prove. Allora, io faccio pack 5. Ah, ok, quindi mo fai tutte. Cosa devo mettere ancora oggi? No, no, si è chiuso da solo, già massimo 5. Ma solo. Però Allora, 5 con un barattolo dobbiamo comprare un mezzo po' di barattoli per tenere le cose ordinate sugli scaffali. sì. Allora, facciamo così. Andiamo a fare un po' di media shopping. Allora, vedi pure Carmelo quanto ha venduto nel mentre. questo qua, tu vai qui. Poi, Carmelo ha solo altre 4 sur diesel. Ciccio che compagnia bella. Allora, gli portiamo queste 24 standard. Vai, vediamo a lui. Chiudiamo la porta che caso mai entra qualcuno è finita. Allora, andiamoci a liberare per bene l'inventario. Allora, noi ci iniziamo a togliere queste qui. Benji, vieni fuori. Allora, Benji, ti lancia moneta. Ti diamo questa e questa. Ecco qua. Vai, veditela tu. Ora, per fare un po' di shopping, dobbiamo comprare 1, 2, 3. I barattoli quanto costavano? 3. Altri 4 barattoli. Vai. Così li possiamo mettere le cose sullo scaffale di fianco là. Compriamo 50 bustine. Ah, tu accetti il pagamento con carta. Ma che rottura di coglioni. Però è vero, Allora, dobbiamo depositare i soldi. aspetta, mo facciamo così. Depositi. Tutto. Via. A posto. Tra l'altro l'ATM può mantenere fino a 10.000. Vabbè, tanto noi tra comprare e vendere. Fa vedere un po' le cose che si possono Allora, fare. 4 qua. Non so, ce l'avevi già, oggi sei a 8 già, Ramo. Ok. Allora, vai un po' giù. Small storage, display cabinet. Aspetta, lo Z, dobbiamo sbloccare questa, lo Z. Volume 5. Noi siamo al 4. Ce la possiamo fare? Da rotatori packing tool, dove ma c'è? La versione potenziata è auto fai. Sì, Noi abbiamo il piccolo upgrade assumendo qualcuno. Però costa 7,50. Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, fertilizzante, bag. È un armadietto. Un altro armadietto? Sì, Sei pieno. ok, perché abbiamo queste cose qua, quindi dobbiamo fare un attimino 2 viaggi. La droga in giro. Però la lascio in casa sul mobile così. E no, mi hai... Così c'hai un migliaia di euro in casa, così. Allora, iniziamo a fare così. Così poi ci organizziamo un attimino per quello che dobbiamo effettivamente poi imbustare e andare a vendere. Allora. Ecco qua. No, bisogna andare un attimo più piano quando ne prendiamo di più. Ok, allora, ne abbiamo 3 barattoli. Lo possiamo sommare all'altro che abbiamo qui. Ma già, ma abbiamo risparmiato un casino di spazio così. Sì. Allora.
A sto punto, per fare le cose in maniera più ordinata, voi qui. Voi a questo punto dobbiamo fare. Ci mettiamo anche altre. Ah no, ce ne serve una. Che giustamente solo a gruppi. Cazzarola. Allora. Oi Francesco, ciao bello. Buonasera Francesco. Stiamo a mettere bustine. Iniziamo a mettere questo qui. E ci siamo liberati un po' di spazio. Poi togliamo queste e imbustiamo un attimo queste due qua. Queste ce le prendiamo. Se qua special dovremmo fare un'altra cosa, quindi dobbiamo vedere di andare velocemente. Allora tagliamo di qua così facciamo anche prima. Allora dobbiamo anche comprare quello nuovo, quindi compriamo 2 Viagor e 2 ciambelle. Sorry, will fit anything. Allora le ciambelle le lasciamo sempre qui. Che stai a fare tu Francesco? Che stai a giocare? Vai, corri. No, dove uscire di là? Ok, vabbè, non si muore. Ok. Già questa è un'ottima cosa. Allora. A sto punto queste le mettiamo un attimo qua. Ci andiamo a prendere un attimo le ciambelle. Allora, mo ci dobbiamo un attimino organizzare su quello. Ragionando su cosa giocare. E quali sono Quindi le tue per opzioni? mezzanotte ce la farai? Ti aiuto io, Francesco, dimmi qualche opzione. Vai così. Allora, questo punto. Allora, Gianma, iniziamo a fare. Proprio per provare. Ci mettiamo questo. Ok. Quindi credo, quindi questo non lo vuoi giocare, no? Quindi, ma lavoro devo vedere. Ok. E dimmi un po', Francesco, Allora. che c'hai? Cosa c'era qualche indecisione? Banana. Proviamo con banana, vediamo cosa esce. Ah sì. Però a sto punto abbiamo capito come funziona. Questa giustamente ci mette un secondo in più perché verrà qualcosa di molto potente. La Aspen Death. Ah, 57. Un Kenshi e un Monster Crown. Io purtroppo Francesco non li conosco. Questa è la morte. Va bene. Ok. Non conosco i giochi, Francesco, però a sentimento ti dico Kenshi. Che non penso sia quello di Luzzastra, Francesco, non credo. Però Potrebbe sembrare, ma no. magari è lui. Ma vaffanculo. 59. E quale cazzo è? Dobbiamo Che sbloccare tu hai l'altro. Thunder. Magari ti vedi il film, non lo so. Prova il paracetamolo. Allora, questa qui la chiamiamo la Dark Cheese. Però non è molto dark. No, però sembra una patatina, sì. Cheese, vabbè. Cazzo c'entra la patatina, non dark cheese, però. Allora, mo per fare Puoi così. un po' di cazzeggio su Ace Combat. Che non è una cattiva idea. Allora, Francesco, ti vedo più improntato forse su questo. Ma sì, lo sparo d'aerei, perché no? Questa ce la posiamo. Questa ce la prendiamo. Proviamo un attimo così.
Dai. Dai, una di 60, se no zio non ci fa sbloccare le cose, no? Che paracetamolo è la versione... Dark Bud. Allora. Aver giocato a miglior Final Fantasy cioè 12, ma è difficile giocare dal lavoro con Fra visto che stiamo giocando insieme. Allora, questa è la Nesquik. Nesquik, ok. Sembra Nesquik cereali. Un'altra futura collaborazione ce la siamo giocata, però va bene così, oramai piano piano ce le stiamo giocando tutte. Allora, Tu questo portagliele al brother, che se deve vendere lui. a sto punto, Che ma se io sfiga, poi... però, mamma mia, 59. Gianmarco, perché io giustamente se prendo quella fatta e Sì. posso anche fare con altro, Vogliamo provarci di nuovo, vai. Facciamo però questa mi fa la dark cheese. Ah, Se invece prendo ciambella, non no. sai. Vai. $69. Yes. Questa è la Ciccio Greco Premium. Vai. 69. Vai così. Come prego? Vabbè, abbiamo già guadagnato 7.000, quindi stiamo andando bene. Allora, a sto punto, Siamo pieni di drone. mamma mia, allora, chiudi sta porta, salva, perché se entra mo la polizia per qualche motivo, Siamo strapieni finita. di drone. Allora, Gianmarco, ne abbiamo Sì. tanta droga, Vedo. tante bustine, Sì. quindi mo ci dobbiamo un attimo organizzare su quello che abbiamo. Stiamo ad imbustare tutto, poi decidiamo come vendere domani mattina. Allora, imbustiamo qua, imbustiamo qua. Dai, un Franz. Mo ci stiamo organizzando un attimo la scaletta di quello che dobbiamo vendere. Devi prendere la bustina prima. Ah già, è vero, sorry. Chiedo venia. Allora. E qui abbiamo fatto tutto. Ora, se ne le mettiamo qui, poi non ci abbiamo più spazio. Bisogna fare un attimo una missione. No, così. Che stai a fare? Non sei pazzo? Quando mi sono girato e ho visto quello ho detto è finita. È finita. Allora, missione compiuta. Ecco qua. Ma questa casa fa proprio schifo. Allora. Non è una bella. Iniziamo a mettere un po' d'ordine così. Bustine le mettiamo qui e i vasetti vuoti anche li mettiamo qui. E fino a qua ci siamo. Sì. Ora Gianmarcone. Già. Ma come? Metti gli Qui ingredienti. mettiamo gli ingredienti e siamo un attimino più sistemati. Ah, vedi già un E attimino poi ci mettiamo le altre cose solide. c'è un po' di cazzo nel monnezza a terra. Ecco qui. Ce n'è un altro qui dietro. culo. Ma oggi abbiamo lasciato la monnezza dentro al coso verde. La posiamo domani. Allora, mo adesso viene la parte divertente. Già Marcone. Già. Allora, quindi se io faccio così, No, lo devi mettere. Forse a fianco? No, mettilo in output. Vedi se tipo dove. Ok. non è che dobbiamo aprirlo. Aspetta. Ah. Contiene degli oggetti. Aiuto. Non riusciamo più a Chi è? reperire la nostra Sembrava la porta che si era aperta. Ho detto, ecco, polizia, noi col barattolo, finita. Come passiamo dal barattolo? Aspetta, vuoi vedere questi? Li diamo direttamente allo spacciatore e si occupa lui di venderli. Non lo so, non penso. Che senso ha che non si apre più? Così, scusami. Allora, aspetta, Gianmarco. Quindi dobbiamo iniziare un pochettino a diversificare il tutto. Allora, iniziamo a fare così e facciamoci un po' di spazio. Allora, domani a Giovanni il Pusher, per gli amici Benji, gli portiamo tutto. Diamo anche 4 di queste. No, queste qua ce le vendiamo privatamente.
Allora, dobbiamo andare a dormire. Che ha fatto che non sta facendo niente? Ma che boh. Ah, che vai trovando? Ma tutto a posto, direbbe qualcuno. Allora, andiamo un attimo a vedere questa cosa. Ma perché mi devo togliere gli occhiali che io già non ci vedo oggi? Grazie mille, buon Fabio. Grazie mille. Allora, dove dobbiamo andare? Qui. Ora tu hai dei soldi per noi, prima di tutto. 552, già ma. Buono. Ok. A questo punto tu ti prendi il barattolo. Tu ti prendi il barattolo. Vendi tutto Cosa barattolo. vinti tu? Fai tutto tu? Sì, per portargliele a lui le possiamo mettere direttamente nei barattoli. Quindi risparmiamo le bustine così. Sì. Abbiamo appreso altra cosa. Benji, stavamo facendo delle prove, aspetta. Ti prendi anche. E altre due. Allora. Hai la Death. E la Ciccio Greco Premium. Premium. Poi dobbiamo fare la versione Super Plus. Certo, la finale della Ciccio Greco Omega. Allora, a questo punto, prima o poi ci arriveranno un bel po' di soldi, visto che lui ce ne ha 20 solo della nuova che costa di più. A questo punto però noi ci conviene comunque sempre venderla. Se la vengono a prendere la spazzatura, già vabbè, sono $20 già ma. Oggi $20 fanno. Guarda tutto quante bustine di compri. Allora, iniziamo a fare così. Puliamoci il telefono. Ok, i minuti sono passati. Ah, che sollievo. Allora, facciamo così. Ehi tu zio, ci dai Di questo così. Perché? adesso ti faccio vedere. Allora, a sto punto vediamo col debito a quanto siamo messi. 365. Tieni il resto, così abbiamo saldato anche col debito. A questo punto tutto quello che ci abbiamo lo possiamo vendere noi privatamente a sto punto. Quindi possiamo vendere la diesel. Cosa vuoi dire? Questi qua non li mettere oggi perché non li... Allora, sour diesel. Ok, ne abbiamo 24. Due speciali cosa dove così, tanto comunque nel primo vedo come... Al momento sì, ci conviene un attimo lasciarceli qui. Allora, per ottimizzare un po' possiamo iniziare a preparare il terreno. Qui ci vuole un po' di soil. Là. Ok, iniziamo già pure a mettere l'acqua. Ok. Al momento va bene così. Crescete pezzi di merda. Allora, l'acqua c'è, dobbiamo aspettare solo zio che ci dà la conferma per la merce. Facciamo quest'ultimo giretto e poi passiamo all'altro. Hey bro. Allora, 4 per 195, 5 per 2,40. 5 per 2,40 le accetto. Dai così, tutte e due di pomeriggio. Quindi ne abbiamo ancora da vendere. Ok. Facciamo finta di lavorare per la nettezza urbana, capito? Vedete le consegne a questo punto così. Per raccogliere là vicino. Tanto uno è qui sopra. Giorgi che corre. La pizzeria è qui e il barbiere è nelle vicinanze. Allora. Ok, devi arrivare qui. Tu arriverai qui. Ci vogliono ancora 30 secondi. Siamo talmente efficienti da arrivare in anticipo. Sei tu? No, se n'è andato. Va bene, tanti saluti. Sono tutti fattissimi ormai comunque.
Mamma mia, hanno tutti gli occhi di fuoco. Noi siamo pieni qui. Allora, Giorgi che corre. si è mai visto un pusher al telegiornale o altro che aspettava il cliente con la pattumiera in mano? No. Va bene. Ah, ci stanno così. C'è anche la polizia di fronte, eh. No, ma lui non sta raggiungendo il posto. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, guarda, già c'eravamo preparati. Ok, a sto punto poi c'è l'altro. Polizia, fatevi i fatti vostri. Ok, tu sei qua dietro. Allora, vuoi 5? E 5 siano. Ma proprio per questo nessuno sospetterà di te come pusher. Hai mai visto un pusher con la pattumiera a mano? No. No. Quindi il piano ha funzionato. La polizia è passata vicino e non ci ha visto proprio. 2 clienti serviti. Abbiamo un tasso di felicità dei clienti che sia... È molto buono. Ecco qua, tutti sul verde. Meno male, sì. Allora, tu... McLovin, guarda. Vai da Benji. Vai da Benji. Benji ti aiuta lui. Non ti preoccupare. La password per fare affari. Tu bussi al motel. Lui apre. Parola d'ordine Francesco Sgrodolo. Tu, se dici quella parola, lui ti vende e ti mostra tutto il catalogo. 2,80. Sì. Consegniamo anche a te. Allora. È pronto anche il nuovo materiale bellico. Quindi iniziamo a consegnare a lui qui. Non sei tu, mi hai pull da... No, sei tu, perché non mi hai risposto subito? Ok. Mamma, bello. Ma quindi se prendiamo qualcuno lo possiamo assumere anche per andare a fare le consegne e tutto? Forse sì. Solo consegne di mattina, si faranno prendere dalla polizia sicuro 100-100. Allora. Piatto ricco, mi ci ficco. Dealer come è messo? Dealer sta iniziando a Sì. vendere. 6 per 2,90. Quindi guarda, Sì. sono $50 in più. Ok, facciamo l'ultima consegna che poi scatta il coprifuoco. Geraldine, Geraldino? Ecco qua. Un altro cliente felice e soddisfatto. Soldi che arrivano, va bene. Un'altra consegna domani mattina, Allora, quante ne doveva avere quello di domani mattina? cancellato. Vabbè, no, le abbiamo fatte tutte di pomeriggio alla Quante ne fine. sei Di messo mattina, domani no, no, mattina? no, messe tutte di pomeriggio. Allora, a sto punto ci lasciamo con preparazione del prossimo carico. Metti a fare il crack, dai. Poi ci aspetta l'amico di grandi e piccini. Mamma che gioco di merda. Gianmarco, non è un gioco di merda. Cacà, Francesca Siamo noi che ragione. siamo sfortunati, Francesca ha sempre avuto purtroppo. ragione, Francesca. Purtroppo. Gioco di merda. Però alcune volte gliele abbiamo date delle botte e anche stasera gliene diamo un bel po'. Allora, salviamo. Droghello Simulator ci saluta e continua a divertirci sempre più. No, Sì, non Francesco, sai. sì. No, Francesco. Quel gioco non merita più il mio affetto, basta. Allora, Gianmarco, mi fai solo una cortesia? Dimmi. La batteria di ricambio? Mi sono Sì. dimenticato di prendere. Sì. Sgrondel, sì, mi sono dimenticato. Cazzi, tu se arriva cazziata te la pigli tu. Io non voglio sapere niente. Dici, io batteria. Tu, Ok. un secondo. Allora, Anzi, un momento solo, dai, che vado a chiappare i maccheri. no, quando mai? Dai, all'insegna dell'allegria e della sportività. Allora, intanto inizio a caricarlo e mi cambio le categorie. Dove è andato a finire qui? Ok, eccolo qua. Allora.
Eccoci qua. Allora, lui Momento USS Callister. parte 2? Sì, parte 2. Ah, ok, ok. Punto. Allora, Gianmarco, siamo qua. Sì, Siamo qua e... sta monnezza. Non è una monnezza, Francesco, intervieni. non è una monnezza. Sono enigmi, bisogna avere la giusta risolutezza e impegnarsi, prima o Culo. poi ce Ci la fa. vuole culo. Solo culo. Sì, anche perché noi l'enigma l'abbiamo capito, ma ci mancano i tasselli per risolverlo, questo è vero. Liberati Gianmarco, fatti sentire. No, ma non dite cazzate che è un bellissimo gioco Allora, questo, dai. sicuramente invece sono abbastanza d'accordo. Questo gioco a chi piace è una mina e potrebbe vincere dei premi, secondo me. Per Visione, quest'anno. tu l'hai giocato questo? Ti interessa? L'hai iniziato? L'hai visto da qualche parte? Noi stiamo andando al manicomio. Però Francesco ha ragione, io mi devo incazzare perché questo gioco è diventato solo e unicamente culo. Noi dobbiamo trovare il modo di farci uscire quella combinazione. Ah, premi. Allora, Vai. giocato in coppia con amici. Ok. È finito. Molto Ok, bene. allora, noi stiamo cercando, quindi potrei capire il nostro dolore. Noi abbiamo capito che per abbassare l'acqua nel basement dobbiamo collegare la pump room alla boiler room, perché vedendo il soffitto abbiamo visto la tubazione collegata, già abbiamo sbloccato il laboratorio e là poi è un altro discorso, microchip mai visto uno da nessuna parte, però non ci esce la combinazione di far uscire la pool, poi far uscire la boiler e poi far uscire la pump. Ci stiamo provando da 4-5 giorni, niente. È capitato un momento dove in una sola serata abbiamo sbloccato un casino di cose, il principe si è offeso e niente, non... Spacco i denti pure a te. Allora, vedi, con calma. Non muoviti. Metal detector e lockpick. Ah, ok, A posto. ok. Allora, il principe è di Ok, buon umore stasera. Ok. Sì, se non sbaglio, miglior palla. Ecco qua. Sei veramente un troz, Francesco. Con Noi 3 dobbiamo Z. sempre andare a vedere il lato uscita del garage, se c'era qualche altra cosa. Ci sei Ma fatto allora, il breaker box. E il garage. Il garage. allora, iniziamo la prima selezione. Vai. Corridoio. Corridoio per andare nell'angolo? Vai. Ok, me Facciamo l'accetto. Giro largo. Me l'accetto. Allora, Fruz. Simpaldi. No, Gianmarco, io prendere un pochino di risorse. Dritto per dritto? Che se no al massimo giriamo di qua e andiamo a destra e su No, cazzo. butta il workshop, dai, che dritto. Ok, vediamo che c'è dentro. Martellonzo, vieni qua, Martellonzo, vieni qua. In realtà vedete se era un asse di Vieni qua, spacco una mazza in testa. Allora, Probabile. Meglio security che il den, onestamente. security e ci iniziamo un attimo ad abbassare Sì. le stanze. Sì. Vai. Poi se troviamo facciamo la situazione Esatto, lo opposta. invertiamo, sì, senza Allora. problemi. Allora, vai, imposta password Luz. Luzol. No, Lucci, Rob Lucci. Allora, Personaggio della saga di Beyblade. vediamo un attimo. Monetina, che sempre ci piace. Iniziamo a vedere un po' trozzi di qua, visto che siamo qua dentro laboratorio. Ma mi era uscito oggi questo video molto bello, te lo devo far vedere se lo trovo, dei ragazzi di provenienza casualmente indiana, comunque questa gente qua, hanno preso dei piccoli Chiave. fuochi d'artificio, quelli là a razzetto, Ok. li hanno attaccati sopra dei Beyblade in maniera circolare e hanno creato dei fottuti Beyblade a razzo che sparano fiamme fra di loro e ne hanno buttati tipo 7-8 dentro un'arena e c'erano esplosioni dappertutto, è stato molto bello. Ma dobbiamo fare questa. Sporca il vialetto, quello fuori. Sì, no, sto leggendo le opzioni. Merda. Merda, la prima è l'unica opzione. Che questa è troppo particolare rispetto alle altre. Ok. Perché dovremmo sporcare il vialetto fuori? Quindi dobbiamo mettere per questa run il garage e sbloccarlo. E dobbiamo mettere le bedroom a sto punto.
Ok, va bene. Allora, vediamo di qua. Abbiamo tutto l'altro lato. Ci possiamo tenere una zona di qua. Una la sblocchiamo dalla security. Allora, facciamo un giochetto. 1 e 2. A posto. Da qui. Carglass sostituisce. Quella merda a distanza va tolta. Per piacere fatecela togliere. Allora, mettiamo questa qua. Ah, vero che ci abbiamo Brandeburgo. Martellonzo. Buono. Buono. Ok, va bene. C'è qualcosa. No, Fabio, noi ci stiamo un attimino programmando e vedendo il tutto, ma lo vogliamo distruggere sto gioco. Quando mi completarlo. Cioè deve essere un attimo Per piacere. hai esagerato. Come ti è venuto in mente un'idea del genere? Come hai potuto? Allora, se esce la breaker, da sopra il workshop possiamo vedere di farci qualche altra stanza Sì. qui. E almeno ci togliamo già un problema. O se no dobbiamo andare così. Ma metto break, mettiamo il break. Dai, ti voglio trastare. Allora, Ci riattiviamo pure la Darkroom. Gymnasium spento, Darkroom accesa, garage acceso. Ok. Sono Gianmarco, un ragazzo speciale. Spesso do fuoco al cinghiale. Noi però abbiamo sbloccato, abbiamo messo offline il sistema della keycard, ma non abbiamo mai fatto la combinazione di attivare il primo in alto e disattivare l'altro sistema di là. Non è che magari facendo così si sbloccano le porte con la scheda. Ah, aspetta. Giusto, Con i potenti mezzi, domani faccio una scena in modo tale che subito ce lo troviamo. Aspettate che prendo le misure, Momenti, fermi. Momento. Allora, mettiamo menu. Quindi. Dove mi posso mettere? Ti dovresti mettere In alto a sinistra non usciva niente, se non mi sbaglio. però copre comunque le stanze. Ti dovresti mettere in basso a destra, mi sa oggi. Che i nomi delle stanze è abbastanza inutile che leggano. Ce l'ho, eccomi. Allora, il problema è che mi devo creare una scena per quando passiamo al menu questo qui. Avevo letto di un plugin che in base a quello che vedete sullo schermo ti switcha in automatico telecamera e tutto. Allora io me lo lascio qui. Domani mi studio sta cosa in modo tale se riesco ad abilitare che al menu qui mi sposti in automatico la cam. Ok, grazie mille per il suggerimento. I passi, è vero, ci sono in alto a sinistra. Se no la posso mettere, no, sul lato sinistro non la posso mettere proprio. No, devo vedere se riesco a spostarla al limite qua in mezzo. Scusa, togli questo. Chiudi No, la- aspetta, facciamo in maniera ancora più semplice. Se la dobbiamo vedere a lungo, io faccio semplicemente così, sparisco un attimo io. Mi faccio un pulsantino domani qui. Casomai qualcosa la stacco un attimo. Sì, ci hanno ricordati poi di rimetterla. Vabbè, tanto noi la vediamo per poco perché per come si presta il tutto è difficile. Ma vedo se c'è comunque sto plugin che avevo letto. Se riesco a settarlo, devo solo capire se è pure per Meld o solo per OBS. Quando apri la stanza che crea a sinistra la mappa, devo vedere di fare nel menu di creazione in alto, se prendi da in basso a sinistra e spostamelo in alto a sinistra, in modo tale che lì dà meno problemi. Ok, grazie per il suggerimento, Fabio. A sto punto ce ne andiamo Dai, sopra, sì, però da dove? Dal Sì. workshop. Per forza. Allora, No, era l'appello, The per forza. Chapel. Per forza. Ma fusioni? Martello, metal detector, cazzo nel culo? Non c'è quella fusione lì, non so. No? Potremmo fare il super fallo? Fallo. Ok. Questo mi piace molto, quindi fallo. Decio, se ti ricordi, domani, neppure nel pomeriggio,
mandami un messaggio, ti devo accennare una cosa, già l'ho detto anche alla felice controparte, ma c'è un punto specifico che interesserà anche te. Allora, tu andresti proprio un pochettino di collegamento per muoverci al meglio. Osservatorio va sopra e Antani. Di là però c'è Darkroom. Allora noi dobbiamo iniziare a mettere le bedroom. Da qua tanto comunque ci blocchiamo e non ci serve a niente. La Darkroom l'abbiamo sbloccata, quindi possiamo anche pensare di risalire dall'altro lato. Iniziamo a spammare bedroom per capire sto fatto qui del dialetto. Allora, ce ne andiamo per la Foundations. Iniziamo ad aprire qui sotto qua. Ci entra proprio la bedroom. Mo si attiva. No, è dopo la seconda, quindi ne dobbiamo mettere comunque la terza. Ah, vabbè. Allora, mascherina e recuperiamo punti. Se risaliamo di qua... Sei un polifemo gioco, però... Sì. Però ti posso trozzare mettendo la storeroom. Prendiamo soldi, chiave, gemma e oggetti, non c'è niente. Pala, quando mai noi la prendiamo subito. Se ce ne andiamo di qua... Qui mettiamo la breakfast. Così ci sblocchiamo la morning e prendiamo una chiave. C'è anche il buono, il cuponcino, quindi risparmiamo qualche altra cosa. Allora, già c'è questo. Il garage solo qua esce oggi. C'è solo sul lato sinistro. Sì, è solo in mezzo praticamente. Allora, iniziamo a fare qua. Va bene che abbiamo un sacco di chiavi, ma possiamo muoverci dall'altro lato e abbiamo dei retro, quindi iniziamo ad aprire qui perché noi dalla prima volta poi di qua non siamo più usciti. No, non so più. Allora, la carchi non ce l'abbiamo. Qui non c'è altro. Allora, iniziamo a vedere un attimino qua. Tu o ti apri in qualche modo, anche perché nell'ultimo video di Alazar ci ha fatto vedere che c'era un cancello che si apriva. Sì. Allora, qui non c'è praticamente, assolutamente, ineffabilmente, un cazzo di niente. Era solo per lo shortino di qua. Dritto per via. Non è da dove sto venendo Solo adesso, ma non c'è cancello, cioè. niente. No. Ma allora truzzo. Ok, va bene. Quindi ci siamo tolti comunque un dubbio da mezzo. Grande alberone non c'ha niente. Ok, dobbiamo tornare una volta che si attiva l'esperimento. Allora, a sto punto l'unica cosa è andarcene per la Darkroom. Quindi torniamo tutti indietro da qui. Spendi moneta, ma va bene. Iniziasse almeno ad uscire la pool. Ok, qui abbiamo risolto. Allora, redraw per forza. Redraw per forza. Den, va bene. Va bene. Ma Grazie gioco. Dobbiamo ancora risolvere la capsula del tempo giù. Allora. Oh, adesso. Principe, se ci vuoi un po' bene e hai capito l'affetto che proviamo per te. Qui la pool. Qui la boiler. E noi ci mettiamo anche qualcosa di nostro che... Sì, la tua pool e la tua bolla. Allora. Questa. Sai, è vero che poi ci resta una strada sopra e se esce vicolo cieco proprio. No, non esce vicolo cieco. Non esce. Vabbè, vai. Non esce.
Dobbiamo credere che non esce perché sennò il gioco ci frega, è finita. Ci manca un cazzo. Top. Grazie mille, gentilissimo. Tacci tu. Allora, 2 piccoli c'è, mi faccio notare. c'è lui e ci dà anche qualcosa, ci dà la pala, ci dà la pala. Ok, con la pala puoi sbucciare le cipolle. Pantofola, tatina tu. Poi monete ce le prendiamo noi. Gli spreco 2 punti, ma a sto punto, visto che è qui vicino. Gioco tua sorella. Piccolo hint per quando vorrete farla in qualche turn. Craftate una stanza che apre dietro la foundation. No, già fatto, già fatto. Siamo arrivati abbastanza pure avanti. Dici il fatto della leva per l'elevatore? Allora, gioco tu cuoche. Oi, quello, buona sedia. Una sedia, quello. Sì, già fatto, Quello lì già fatto, fa- Fabio. Noi siamo arrivati giù e dobbiamo fare sta sequenza per prosciugare il lago. Quello è l'indizio che ci abbiamo. Solo che non c'è in nessuna Cioè, maniera. dobbiamo prosciugare il lago. Dobbiamo girare quella stanza per attraversare il tunnel rotante. Allora, Giamma, pensiamo a un problema alla C'è il volta. carrello che dobbiamo rimuovere. Il carrello lo sblocchiamo in automatico facendo il giro. Solo che noi una volta risolto il lago ci sarà un altro enigma grosso. Ma che minima caccia Quello è sta? proprio, guarda, ma non c'era mai uscito il dolcetto. Va bene. Mai visto un soggetto? Ok, tutto Vabbè, Giamma, ci siamo Sì, è trovati il i regali pasto sotto più- i regali sotto l'albero a Natale. Uno Quindi. dei pasti più forti. Ok, ci sta. Allora, osservatorio. Questo è buono. No, 42 stelle al momento. Allora, la stella di Negroni vuol dire qualità. Mamma mia. Allora, non premerci, puoi evitarlo? Io attivo te. Prendi qua. Io attivo te. Poi premi quello. No, tu no. E questo no, tutti lascio esci. così. Quindi io esco. Su qua. Allora, a posto. Posto così. Problema risolto. C'è anche lo scontone. Allora, c'è la classroom, quella Antani. Questa è nuova, la potremmo provare. Però ci vuole una gemma e non ce l'abbiamo. C'è il ginnasium e abbiamo anche spento le luci, quindi non perdiamo 2 passi. No, gemma, dobbiamo fare questo perché ci farlo? servono le gemme. Sì, Va poi è bene. tutto aperto, quindi comunque ci va bene. Allora, prende chiave. Ma mo te lo risolvo subito con Paregen ti faccio, eh. Allora, vai Gianmarco. Le gemme sono nel solo box che dice la verità. Ok. Solo uno degli altri box, è vero. Attenzione. Perfetto. Bugia. Verità. Quindi, Qui. Sgrondel. Hai visto? Pullen. Dove siamo piazzati? Siamo già, ma allora, Vabbè. qui siamo in C'è aperta dello spazio, c'è campagna, dello quindi ci spazio. possiamo muovere un attimino per bene. Allora, proviamo prima di qua. Non proviamo di qua. Vabbè, proviamo. Già, ma abbiamo 10 chiavi. Oh, sì. Super lockpick iper tecnologico. E poi manca che la lavero. Guarda, guarda. Piatti. Allora, gioco. Prego, zio. E saliamo un pochino su. Dobbiamo spammare gli oggetti e ci deve uscire la keycard. Toccherà fare anche la scacchiera poi giustamente. Il commissariato. L'unica cosa. Se no. Allora, Gianmarco, abbiamo tanti soldi. Se lui vende gemme, Comprare. ci potremmo apparare. Le vedo. Sì, le vende. 5-4 gemme. Subito. Ma io pure un'altra me la comprerei, sai? Pure una banana per ridere. Sì. 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 Ma andate in più, fa sempre bene. Te tocca- Sì, è comodo, è comodo. Infatti, quando conquisteremo la villa francese, i soldi andranno a noi.
Manco Ricci Ricci con il McDonald's, potentissimo, Francesco. Possiamo comunque dire che non c'è stata una run dove abbiamo avuto tutte queste chiavi e tutte queste gemme insieme, la Sì, prima beh, volta. Hai ragione. Spare bedroom, così. Allora, Aspetta, però. però ci blocchiamo Locker di là. con le chiavi però andava, dicemmo l'altra volta. Sì, sì, Vogliamo tentarne sì, qualcuno? sì, Dai, sì, sì. per ridere. Allora, C'è un floppy qua dentro, aspetta, Gianmarco. fermi. Ragazzi, quello, Fabio e Francesco. Quanti sono gli armadietti da aprire? Allora, 1, 2, 3, Fermi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Aspetta, Francesco, un attimo 12, solo. 13, 14, 15, 16, 17, 17, mamma mia. Francesco, dacci un numero da 1 a 17. Allora, partendo da qua, 1, l'ultimo a destra è 17. Ognuno di voi dica un numero. Apriamo quelli che dite voi. Se non esce niente, verrete kickati dal canale per 2 minuti. Francesco dice 12. Perfetto. Ok, io ho appena detto una cosa, quindi. Ok, piano. Allora, una alla volta, una alla volta. Allora, 2, 7. Fabio Visto e che l'ha quello. scritto, ci è arrivato prima quello di Vesio con un secondo d'anticipo, quello scegliene un altro. Cazzo, per un secondo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Questo è quello di Francesco. Vai. Vabbè, Monetina. i soldi, ok. Ok, poi abbiamo la 7, La quindi 7 di Fabio. 11, 10, 9, 8, 7 Poi quella ed ha è detto quella anche di 8. Fabio. Quindi facciamo tutte e due. Buono. Ottimo. Poi c'è la 5, quindi 7, 6, 5. Ciao Francesco, ci sentiamo. Ciao France. Pierluigi, complimenti per la scelta. No, No, tu apri qua, che chiudi, ma stai fermo. Oh. Allora, principe, Ok, tutto. per piacere. E poi quello a E fianco poi a c'è quello di l'8. Fabio, quindi questo. Ok. Quello Molto bene. tu trovi sempre il colpicino di classe. Vabbè, Va bene, va bene, va bene. Vabbè. Sia stato ego, sì. va bene. Bravi tutti, ragazzi. Però uno nostro ce lo dobbiamo avere. Allora, vai, vai. Allora, 5 già è stato detto a me, quindi io vado col 10. tu diresti 10? Sì. Mi piace il 10. Vai. Allora, Ti il 10. questo era l'11, giusto? No, Era più 12. facile, no? Oggi stavi a 8 con quello. Ah sì, effettivamente 8, 9 e questo è 10. Vai. Chiavi della macchina. Che potrebbero darci un oggettino, qualcosa, una mela verde. Bella Melinda. No, apri. Tu quale vuoi? No, per me per ora fermiamoci, Ozzy. 6 Ok. chiavi devono servire. Ok. Grande acquarium. C'è entrato proprio bello preciso, Sì. preciso. E l'acquario anche lo dobbiamo sbloccare. Sì. La prossima cosa per fare. Esperimento fatto perché è una stanza multicolore. Quindi dobbiamo comunque tornare nella zona Poi andiamo a vedere dell'auto. pure là, sì. Magari riusciamo a... No. Ah no, noi una volta andati di qua, al massimo dalla pool. Ok, allora. Così abbiamo risolto il problema della scheda. No. Sì. Volendo. Sì. Boudoir, dai. Che è un'altra stanza. Teoricamente è sempre una stanza da letto il boudoir. Allora, tu sei cattiva, però una chiave per sbloccarci tutte e tre. No, ma ci abbiamo pure Vai. 11 gemme, aspetta. Tanto comunque abbiamo il lockpick, magari riusciamo anche a sbloccarle tranquillamente. Allora, proviamo prima di qua. Dopo, tu devi uscire dopo. After, te lo dico in inglese che noi gliel'abbiamo detto in italiano, magari non capisci. Costa 5, ci dà 8. E scendiamo anche giù. Io Su la vediamo di fare in alto io e la sinistra. metterebbi. No, vieni qua, vieni. Vieni in stanza dei trofei, vieni. Ah, Prendi grandi gemme e ricchi premi. là. E che magari ci fai un altro omaggio, un oggettino. No, No, niente. Kraven il cacciatore. mo giusto, stavo notando una cosa, Gianmarco, abbiamo tantissime chiavi. Il lockpick sta funzionando sul 90% Sì. delle porte.
quando avremo poche chiavi, Non funziona. non funzionerà Sì. più. Pare che non sai, così. Allora, la West Wing no perché è sprecata, la showroom Vabbè. C'è il cronografo. a 30. Lo vogliamo prendere per provarlo? Misura è forte. Potremmo pure tenere in mano, lo zio, per quando mi riguarda. Va bene, va bene. Al momento non compriamo niente, che se riusciamo a prendere la chiave pure per il giorno dopo, tesoro, Lo zio, però così ci blocchiamo malamente. Se ci dobbiamo bloccare, metti la torre, ovviamente. Se vuoi tentare la sorte, proviamo Pump Room e vediamo di collegare. No, no, preferisco vedere di scendere di qua e c'è più spazio per far uscire, ci deve uscire la combinazione a 2. Allora, clock. Allora, mettiamo la clock. Che magari ti dà pure qualche altra. C'era comunque un oggetto e qualcosa in cima, Solo però per utilizzare l'oggetto di quello dobbiamo mettere il cavò. Ok. La leva, casomai esce il casino. Che era uscito prima, però non era pure. Allora, vediamo un attimo. Comunque la stanza 8 scomparsa, uscita 2 volte di fila, in 2 run di fila, poi scomparsa definitivamente. Allora, vediamo un Mamma attimo. mia. A passi siamo messi bene. Ora, se noi ce ne andiamo di qua. Ma chi sono? Lo zio, meglio, forse meglio il lock, no, forse questa addirittura. Ci avviciniamo volendo a comprare il cronografo se lo vogliamo provare. Sì, perché c'è il rischio che la run, se non ci esce qualcosa sotto, la dobbiamo chiudere. Ah, ma quindi poi Fabio, perdonami, tu che l'hai giocato con i tuoi amici, ma quindi avete fatto anche la scacchiera voi? Sì, com'è stata l'impresa della scacchiera per voi? Dobbiamo sempre di più tornare alla macchina. Ma lo zio, Per che alla forza. macchina dobbiamo andare, per forza dobbiamo rifare tutto il giro. Vabbè, tanto con i passi ce la facciamo, ma più Sì. che altro Sì. dobbiamo sperare un po' con lo spazio qui se ci viene un attimo a botta di culo qualcosa. Quella non l'avete risolta, ok. Noi ce li siamo segnati, ma stiamo aspettando un attimo di potenziarci perché sennò è impossibile. No, ma quella Fabio non ti deve riuscire. Quella sta sempre allo stesso posto, la scacchiera. Bisogna ritrovare tutte le stanze appunto in una run per riuscire a metterle. Forse non mi sono più uscite le stanze tutte quante per farlo, perché pure noi ci siamo segnati tutto. Allora, Cazzo. sì. La dining non c'è uscita ancora, ma c'è uscita la porta con la chiave. Principe, sei un pezzo di merda. Quindi così. Vabbè, abbiamo dietro. Però intanto ci prendiamo una... Un piano nuovo. Sì, a sto punto. No, ok, pure qua li abbiamo finiti, già, Sono ma gli ultimi 2. pure qua. Abbiamo questo. A posto. Qui è sbarrato. Guarda, quante ne vuoi? Quante ne vuoi di chiavi? Grazie mille per l'abbonamento, Papa. Sì, e pensando i soldi... No, c'erano 5 monete, dice. Dove? No, indietro, c'erano forse sul tavolo, tanto mo non possiamo uscire dal menu mentre facciamo la stanza. E da sto punto non... Oggi, morning room. No, già, ma l'unica cosa, sai quale potrebbe essere? Che l'altra volta nella music room c'è uscita la keycard. Tu però dove la vuoi usare? Poi? Cioè dove la dovremmo usare? Allora, per fare la solita combo ci potrebbe venire, se prendiamo la keycard qua dentro, Sì. apriamo qui in basso, ci potrebbe uscire la boiler room con tu un accesso. Stai sperando in un back to back Cioè, sostanzialmente. Marco, lo non zio. ci resta niente, se no Vai, a questo vai. punto è giusto per fare un po' di... Vai, Così, vediamo se esce. così. Grazie Papa, gentilissimo. Grazie mille, Papa. C'è uscita la chiave del Secret Garden. La Ma... chiamiamo in culo la chiave, sì. Va bene, ragazzi, non si può andare più da nessun'altra cazzo di parte.
No, però noi non dobbiamo staccare, ma mo ci proviamo. L'ora degli annunci. Allora, inizia tra 42 secondi. No, inizia adesso. Ecco qua. Ecco qua, fatto. Funziona? Tieni Fatto. Ah, A posto. Non mi fate fare la battuta che fanno tutti. Non volete le pubblicità, non fate i poveracci, pagate l'abbonamento. No, non pagate l'abbonamento. Anzi, io sto pure vedendo se vanno alcune cose e cerco proprio di toglierle le pubblicità a prescindere. Allora, di qua, vestibolo, acquario. Mamma la saletta. Allora, possiamo prendere almeno l'oggetto nella showroom. Vediamo un attimino pure come funziona. sì, ci servono 9 monete. Almeno prendiamo questo. Ah, tu vuoi provare a prendere questo? Vai. Prendiamo questo qua a sto punto. Va bene. Allora. No, ma con i passi comunque non ce la dovremmo fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, ce la facevi, lo zio, ho sbagliato una cosa. Quando sei arrivato al Den, Ok. Per forza sotto. non è vero, lo zio, non hai sbagliato un cazzo, perché la guest bedroom è chiusa, quindi non ce la facciamo, tutto a posto. No. Però passiamo per una bedroom. Che recuperiamo i punti lì. Sì, passiamo per la sì, bedroom qui. Sì. Entriamo, andiamo di qua, cappella, entriamo un attimo qua dentro, prendiamo 2 punti più i 5 della mascherina. Andiamo la mascherina e ce la facciamo ad andare di qua. Vabbè, vai. Ma non Allora. poi come fai a lucrare? È vero, però puoi uscire dal garage. E noi Fabio dobbiamo fare tutto il giro per andare nel garage. Stiamo proprio provando a fare questo, quindi a sto punto, visto che qua dentro c'è un upgrade disc, sicuro, vediamo esce la keycard da qua dentro, Gianmarco. Vedo un sacco. Aspetta, Dovrebbe essere 17 passi. Vediamo ragazzi, vediamo. allora, no, ma tanto abbiamo la bedroom che ci dà 2 più Kirk Darren è uno pseudonimo. Facciamo una foto. Questo poi è verde. Quindi sta nel mezzo. Questo è verde. Questo è verde. Meno male che è uno pseudonimo di cosa. Non Finora si sa. ha tutto il tempo a dirci ci sono i rossi, ci sono i blu, ma ci sono i verdi. Scarpetta. Che buono in realtà, ci aiuta magari ad arrivare là. Faccio un po' di problemi con questi 2 armadietti. Oh, attenzione. Soluzioni al test. Perché c'era il trofeo di che dobbiamo fare l'esame finale, lo zio. Aspetta. Ecco qua. Allora. Qui aperto, qui aperto, qui aperto. Va bene, va bene. Quindi di qua le abbiamo aperte tutte. Sì. Qua le abbiamo aperte tutte. Aperto. Qua le aperte tutte. Questo, vai. Va bene. Va bene. Ce n'è un'altra ancora. Ce n'è una qui. E ci manca l'ultimo. Ce ne No, mancano cazzo, ci 1, mancano 2, 3, 4. No, vabbè, allora erano proprio. 4. Aspetta. Tu li hai... Una chiave. Allora, Fermi. sgrodoloni io sento qua. Vuoi aprire questo? Sì, Vai. sì. Na 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 na. Vabbè. Ci sono usciti i soldi che potevamo prenderci la Master Key per il giorno. Ma la dico così, Sì. Va bene, va bene. Chiavi tu più niente, giustamente, perché a sto punto vedi come ce la facciamo sicuramente. A posto, fatto. 2 banane. A posto. Allora, ce ne torniamo per la cazzo di pool. Tacci tu. Così vediamo pure la dirt. Allora, Dirt. anche perché c'è delle uscito. salve, esatto. Allora, a sto punto, tutto giù. Tutto giù. Guarda qua. Qui non abbiamo potuto fare un Kaizen. A questo punto di qua. Di qua.
Di qua. Topolino. Non giocate 5 passi. Ah no, quello li dà solo la prima volta. No, perché 5 passi li abbiamo presi là dentro, lo zio. Ecco qua. Aspetta, il retro macchina? Mo esce la keycard. Vai. Cazzo No, di mi sa che mappa esce del sempre tesoro. Mappa da qua dentro. Quindi, Vabbè, non andrò che mai. vialetto hai sporcato? All'ingresso, No, dall'altro quelli qua lato. Quindi sei qua fuori, tanto possiamo passarci poi. Allora. Di qua non c'è niente. No, torniamo all'entrata, tanto possiamo uscire da qua. Che qualcosa ha fatto. Ma quindi ci hanno detto che quando mettiamo il garage viene a sistemare il legnetto. Ah! Ti riempie tutto di buche. Ah, preso. Mizzica. Però Va sì, bene. questi sono i risultati. Questo con la run di prima aumenta in base alla spazzatura che trovi. Ci alzavamo i soldi. Questa è la forza. Sì, perché dice ti sporca il vialetto, quindi non dovrebbero esserci oggetti. No, ok, c'è tutta la pool. Va bene. Ah. Grazie. Così per ridere, alla fine. Ci ha dato un po' di... Oh. Bene, principe. Però abbiamo preso un... Ah, aspetta, Gianmarco, però aspetta, Gianmarco. Che fusione. Sì, noi possiamo fare grande studio adesso. So che abbiamo un po' di tutto. Allora, Sleeping Mask, tu con chi vai? Nessuno ti si caga, manco di striscio. Coupon. Manco o cornicione. Anche perché a noi manca una combinazione. No, Gianmarcone. No. Ah no, quello ci faceva fare il martello dell'altra volta con la batteria, ci faceva il martello sfondapareti. E allora, anche oggi il Fultato. principe ci ha pultato. Con l'orario ce la facciamo a fare un'altra, Sì, sì, dai. a posto, a posto. Allora, aspetta, mi ero ricordato una cosa. Fermi tutti, fermi tutti. No, non mi serve il tutorial, fermi. Allora, al momento ci sono 9 minuti di pubblicità all'ora. Anzi, consigliati quante dice? 3 minuti di pubblicità all'ora. Va bene così. Mi sembra che non devo accettare, già si è configurato. Ok ragazzi, già ho abbassato la pubblicità. Fortunatamente il cervello si è ricordato un attimino dove era l'impostazione. A posto. Allora, per gestire le pubblicità c'è un menu dove ti dice quante pubblicità vuoi fare al minuto. Allora, te le puoi settare in maniera molto precisa e come vuoi tu. Io le avevo settate tanto tempo fa e non le avevo più mosse. A sto punto ho preso direttamente il timer globale e ho sceso all'opzione consigliata e quindi sono 3 minuti di pubblicità in un'ora che fa per chi non è abbonato al canale. Quindi così ci sono meno interruzioni. Sono 2 settimane che ci volevo pensare ma me ne dimenticavo sempre. Cioè, che poi sto facendo ste cose. Non è che qualcuno ti ha regalato la sub? No, aspetta, non devo entrare. Aspetta. Corridoio, guest, no, corridoio. Ah, ok, non lo so perché non ti partono allora. Ma comunque sono 3 minuti all'ora, quindi non danno neanche tanto problemi. E nella serata in cui sono arrivate più sub di fila, 2, io sto facendo l'esatto opposto di quello che andrebbe fatto. Io dovrei aumentare adesso le pubblicità per prendere di più,
così da far notare la differenza a chi ha la sub e chi no, invece abbasso le pubblicità. Ci piace fare al contrario. Allora, già si è messo un attimino così, però c'è l'osservatorio. Allora, c'è la chiave, ci sono i fiori e ci sono i saldi. Ok, già sta cosa già è buona. Di qua invece dobbiamo già chiuderlo così, no, che noi ci mettiamo la bedroom e ce ne iniziamo a salire di là. Di qua niente. Stanza in basso a sinistra persa. Allora c'è l'altro libro. No. Allora qui statue non ci sono. Questo è poco ma è sicuro. Non ci sono neanche indizi da leggere. Ok, dobbiamo vedere il prossimo libro. Mo qual è? Appunto. Il problema è che per comprarli qui ci servono tanti soldini. Però li possiamo fare un po' di soldi, eh. Io lo azzarderei. Ok. Allora, anche perché sono scontati pure oggi, quindi... Gomma. Oh, Realme Run oggi lo possiamo già comprare, eh. E questo qua potrebbe esserci roba. Ok, iniziamo a prenderne uno. Costano 25, quindi sono neanche cifre troppo esagerate. Allora, andiamo di qua. Ci chiude di qua a cerchio, quindi a sto punto invece di mettere quello che non abbiamo gemme. Allora, Gianmarcone. Tocca a me. Oh no. Perché non c'è La billiard non è ancora uscita quella stasera. mi piace. Ok. Una delle altre due mente. Tu aprirai questa scatola e la troverai vuota. La scatola blu dice la verità. Vero, vero, falsa, bianca. Vai. Na 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 na. Certo, quello che puoi chiedere una cosa, è ovvio. Sicuramente. Se vuoi le foto però del membro... Là, tocca per pagare OnlyFans l'abbonamento. ci stiamo un attimino attrezzando. Sì. Poi ci apriamo pure la pagina lì, un pochino alla volta. Tempo che scegliamo le location e cose varie. Prego. Uno, due, quindi è l'ultima. Laboratorio, sì. Sì. Laboratorio, sì. Laboratorio, sì. Ci deve entrare una combo buona con i dati per il reroll. Io so, metterei centrale di sinistra con l'ultimo. Ok, un piccolo rimborso. Con la sub livello 3. No, sempre pure per il livello 1. Sì. Nessun problema, diamo il link e tutto. Diciamo che se siete livello 1 di sub, l'OnlyFans vi costerà 10 euro. Livello 2 8 euro, livello 3 solo invece 5. di 10 euro posso fargli pagare 10 Lupo Alberto, le gomme, le caramelle, quelle per... Oggi però 10 Lupo Alberto ti costano almeno fra i 50 e i 60 mila yen. Sarebbe un bel investimento. No, mica pure io quando vado dal tabaccaio le voglio comprare, me li chiede in yen, non ho capito perché fanno sto pazzo. Allora, vediamo di qua a sto punto. A sto punto ti faccio così e mi prendo un pochino di cose. Chiave di qua, gemma di qua e continuiamo a salire di qua. Ma secondo te così sono di più 100 foot O o 6 yard? Ogni foot quant'è? Così. Ok, vabbè, no, allora sono di più i foot. Sono di più foot, Sì. Però non sei lo yard come
Ogni yard? Ogni yard è così. È così, ok. È così, sì. È particolare. Vedi, tu non ti informi poi. Metti questo breakfast. Allora, questa la mettiamo qui. È vero che possiamo anche retrovare in realtà, però... Eccola qua. Dai, tunze A posto. Allora, speriamo qualche punto, mandiamocene così. 1 più chiave. Dobbiamo vedere di prendere gemme. Qui c'è qualcosa. E il sale. Buono. Ma se mo prendevamo il cupcake, metteva il sale sul cupcake. Mamma mia. Allora, 2. E fino a qua ci siamo. ecco qua. Che cos'è adesso il rombo? No, ragazzi, il rombo non Questo è il so livello che di cos'è. difficoltà nuovo. No, raga, quadrato non può essere manco radice perché 21. Radice di 20 non c'è nemmeno. Che cos'è il rombo? Marco, posso usare la solita No, ti tecnica, prego, capiamo il tutti i numeri primo no. e capiamo il primo e vediamo come andare avanti. Fabio, voi che avete giocato già, mi sai dire il rombo che devo fare? Perché quadrato è quadrato, ma rombo, faccio il rombo della somma? Rombo della somma diviso 2. Allora, È chiaro, è scritto qui. Ragioniamo un secondo. Vai, hai ragione. Un quadrato, fai il quadrato. Radice non può essere, perché radice di 20 e di 1 non la puoi fare. In teoria, o mi sto perdendo qualcosa, ma non credo si possa Io pensavo fare. fosse finito l'aumento di difficoltà No, là, perché forse avevamo no. tutte le combinazioni, invece... Rombo, io che cazzo Perché poi apparirà faccio? anche degli altri colori. I colori penso no, perché le cose base sono finite. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e... No, dico per quello centrale, perché ha fatto anche le combo con alcuni degli altri colori. no, quello se vabbè, non ricordo semplicemente male. devi fare il quadrato in quel caso Mm. del colore selezionato. Ah, ok, quindi- ok. Ah, complimenti. Complimentoni. Quindi manco avete visto sta roba qua. Perfetto. Allora, no, diciamo, arriva un attimo. Allora, 21, 20 e 1. 20 più 1, 21. Allora, Gianmarco, utilizziamo la solita tecnica orientale. No, ti prego. La tecnica orientale. Gianmarco, dobbiamo capire il primo. Allora, 18. 4. Voglio morire. 13. 6. 10. 15. 2. No. 17. No. 3. No. 19. Poi 5. 19 provato. 7. Il 16. Ora l'8. Ma non si attiva nessuno. L'11. No. Sarà il 14. 9. Guarda che è davvero il 5. 12. È, No. è 12. Però aspetti. Allora aspetta. Allora, 2. Sappiamo che è 12. Noi già sappiamo che è qui. Allora, però 12 come cazzo viene? Cioè abbiamo 20 più 1 e un 12. Che cos'è? Non è che la radice terza. Non so, a questo punto le sparo Ma tutte, non esiste- Gianmarco. ma cos'è la radice Ma non lo terza? so. Non lo so. No, Come guarda. facciamo da 21 arrivare a No, 12? devo cercarmi che vuol dire. Mi spiace, ho fatto un cazzo, è matematica, io devo capire che vuol dire. Allora, Comunque da un po' che è uscita l'alfa di un giochino bellino per browser che ho visto da un altro streamer. Perdona, sono partiti dei fuochi d'artificio sotto. Dato che si può giocare in multiplayer, sarebbe possibile fare delle partite assieme alla chat. Lo porterete pure voi. Si chiama Open Front e consiste nel conquistare più territorio possibile attraverso truppe o bombe. Essendo in alfa la grafica è composta solo da quadrati colorati tipo pixel art. Allora, guarda, aspetta, mentre Gianmarco cerca, me lo vado a vedere perché sto cercando qualche titolo pure per pre-live da fare un pochino prima che iniziamo con altre cose. Open Front. Allora, aspettate un attimo.
Ok, allora. Facciamo così. Facciamo così, non mi dimentico perché gli voglio dare un'occhiata. Sì. Ordinaria amministrazione ormai. No, mi sto mettendo un allarme sul telefono, un promemoria, in modo tale che me lo ricorda domani pomeriggio e gli do un'occhiata appena ho finito di lavorare. Allora, me lo metto per le 18. No, Per le 18. Hai trovato? sì, ma ce ne sono almeno altri 7 che possono uscire. Ma è troppo. Questo che cos'è? Questo è Diamond Buzzard. Ma porca puttana. Devi switchare i numeri dell'indicatore del colore. Esempio, 41 diventa 14. Quindi questo perché 20 più 1, 21. Lo switch al contrario 21 e 12. Ok. Quindi cambia il... Questa è una Ok. stronzata sta Ok, cosa. Vabbè, allora, 12. 12. Allora, mo 14. Che in realtà potremmo già switchare, quindi 41 meno 20, 21. Forse solo il risultato finale alla fine 21, devi 20. Prova switchare. 20. Infatti. Mo 20 più 4, 24. 24 meno No, domani finisco di lavorare e me lo vedo con calma perché quel poco che ho visto un attimo mi interessa, lo voglio provare un attimino più a fondo. 4? Ok. Dato che potete giocare sia voi che noi riuscite a coinvolgere tutta la chat. Ok, assolutamente. Gli do uno sguardo domani e una prova comunque la facciamo. Era scritto Fabio il 18° di Titina auguri. Non so se si chiama dice, Titina, non so, ragazza, però auguri. auguri a Titina. Portiamo gli auguri se possibile. Qui continuano a non uscirci. Ma Pazzo proprio. allora, gemme. Siamo a corto di gemme. Salve. Sento un James. A posto. Vai. No. Ah no, aspetta, possiamo prenderci pure quello. Ah, è vero, sono... Via. Non abbiamo locket trunk da nessuna parte, quindi lo possiamo ancora utilizzare. E iniziamo con i problemi con le chiavi. Forse la seconda. O magari si sono organizzati per fare tutta una cerimonia, quindi con uno sparo hanno festeggiato più cose. Volevi il locket trunk, Magari a Titina le sarebbe piaciuto avere come regalo un tir, quindi se l'è fatto recapitare. sì. Ma fanno. Intanto auguri per i tuoi 18 anni, molto Auguri, probabilmente. Titina. Allora, porta di qua. Porta di qua. Porta di qua, patio. Porta di qua. Esperimento riuscito e ci ha dato pure dei soldi. Pure io voglio i fughi al 18°. Quello io credo che se la tua data sia giusta, tu il 18° l'hai passato da un po', mi sa. Poi non so. Magari nella prossima vita uno si organizza un attimo meglio, ce lo fai sapere, No, li non facciamo so. i fuochi. Meno che l'89 non è simbolico e sei di un altro anno, cosa che non ricordo se ti abbiamo già chiesto, che abbiamo un Questo. piccolo accenno di Alzheimer. Allora, pala buono, fiori buoni, Oh, moneta buona. Monete buone. Ci sono altre buche. ok, è un tributo. Ok, perfetto. E tu quindi quanti anni c'hai quello? Se si può dire. Mo fa 8. Casino, ti va? Bordello. Ci arrestano subito. Qua però tu ci fotti perché sei un malandrino. C'è il patio di là.
Tanto sicuro sarai più giovane di Enzo che ne ha 52 attualmente. Sì, 64. 91. Eh, Allora, no, perché mo allora, che è una domanda semplice. Io ce ne ho 27 se ti può far piacere. Ci cioè, scambiamo, è un numero. ci non è che- scambiamo allora, info. no, perché di solito quando uno parte con allora c'è una spiegazione dietro. Ah, sei Ah, giovanotto. ok, io pensavo che eri più grandicello. Ma pure io credo. No, quello è Reagan che è un vecchio di merda, è vero come me. Anche questo. Ah, sei un giovanotto, quello. Tu c'è un po'? Vai. Quindi, senza Non lo vedo un motivo. collegamento logico. No, ma così per ridere. Allora, tu ci devi spiegare dove sei sparito l'altra Quello ci volta. abbiamo 12 anni di differenza e potresti essere mio figlio. Allora, di nuovo. Allora, comunque la frase era vado per i 16. Poi, secondo me, lui forse non sa dove vuole andare. Sì. Quindi al momento vuole andare per i 16. Sei proprio un giovanotto ancora quello. Tu c'hai ancora tanti bei anni davanti. Io qua, se va bene, 5. Arriviamo a 33. Lì se va bene 2 o 3 giorni, poi 2 o 3 è giorni. andata Esatto. più. Io così non vado più al C'è lavoro, ho sempre. finito di fare. Io ho detto sempre. Io una gamba. C'è la keycard per fortuna. Che culo. Dai, Quello- dai soldi. C'hai ancora un po' di anni prima di pensare al lavoro. Almeno questo. Poi non so se già fai lavoretti o altro, non in quel senso. Poi ci dispiace dirlo, ma lo diciamo in tutta tranquillità, poi saranno cazzi Mamma mia, amari. quello. Tu trovati un lavoro che ti piace, che ti fa stare bene. Se capisci che qualcuno se ne sta approfittando, vattene, c'è di nuovo la galleria. Ah, nella drawing, se guardi uno dei canvas, tira un candelabro. Ah, questa cosa forse ce la siamo persa. C'è qualcosa da tirare, dice Fabio. Ci abbiamo mai fatto caso nella drawing. Possibile, ma... Ah, boh, Allora, mo dopo ci torniamo. torniamo. Oh, grazie Fabio, penso ci siamo persi Allora, iniziamo a qualcosa. salire. O vogliamo prendere la chiave 8? Proviamoci, lo zio. Proviamo, sta pure Fabio, sa, a questo punto la facciamo. L'unione fa la forza. Allora, ragazzi, eccoti qua. Ti dobbiamo aprire al rank 8, quindi dobbiamo fare altri 2 passi in avanti. Uno, ottimo. No, perché l'avete saltata a più pari. No, dico pure nelle altre run, non ci abbiamo mai fatto caso. Forse non siamo Dobbiamo passati esaminare sotto meglio, sotto. perché noi abbiamo poi scoperto che ci faceva fare stanze, quindi... Lampe elettriche, no. Niente. Keycard, te con chi posso utilizzarti? Col sale. Col sale. Chiave al sale. Chiave al sale. Prova un po' a usarla, vedi se te la può fare. No, però se la usiamo adesso, ce la crea. Quella, No, e noi abbiamo letto falla nel rank 8, chiave 8. Vai, a che quanti cambi fa? Ah, il settimo, il prossimo, oggi. Allora la potevamo usare. No, la prossima è per fare il 7. Siamo qui. L'ottava è qua. 7, 8, 7, 8. No, lo zio. Che sei l'8? Quindi il massimo è 9. 4, 5, 6, 7, 8. Era questo. Era questa qua. No, allora ho sbagliato io. Aspetta. Ero Sì, convinto che dobbiamo fosse fare- 8 fino a qua. No, sono 9. Perché 9 per 5, 45. Su 45. Ok, allora. Potenzia la Shawel. Se ci potevamo fare una fusione. Ah, è vero. Shawel e Metal Detector. Cioè abbiamo il coso P. Abbiamo fatto pure un'altra stanza così. È vero. Grazie Fabio, ci eravamo dimenticati. La Detective Poi è Shadow. fortissima questa qua. Scava e trova chiavi e roba. Normalmente non faccio niente. Mi piace utilizzare decentemente Photoshop anche avere una merda di Da Vinci. Ok. Usali, sperimenta, fai, prova. Tanto il futuro è quello ormai. Quello. Cioè, fai quello che ti piace, pure Quello. come lavoro, per quanto è impossibile. Non limitarti al il lavoro e fare questo o fare quello. Trovati la tua strada. Dovrebbe fare l'editor. Quello ormai ne servono a bizzeffe. Quindi se impari bene, non penso avrai problemi. Quindi possiamo fare tutto il percorso senza metterla fuori. Quindi tu dici che mo che abbiamo sbloccato questa ce ne escono altre? Sì, grado 1. È la stessa cosa. Ok. Stessa cosa, identica. Bella Mo mira vediamo se postale. escono le altre. Lo gioco. Noi chiavi più. Abbiamo finito chiavi. C'è il 3 rosso pure. Mamma mia.
La conference, così. Per forza. E vediamo di scendere per quanto possibile, a meno che non ci appare qualcosa qui, ma abbiamo sempre preso tutto. Noi abbiamo la scheda. Così. Dobbiamo tornare indietro e provare per il patio. Quindi ce ne andiamo vittoriosi. Per quanto possibile. Di 5 si può prendere il libro al bookshop. Sì, Questo, tu madre. Tu mamma. mettiamo questo. Allora, intanto 2 gemme, che male No, non è, no. anche perché ce ne serve una per la pool e una per la boiler. Tu ci speri ancora. Io spero tante cose, poi prima o poi vediamo un attimino come vanno. Cerchiamo di arrivare a Noi, sta stanza. il dai. gioco dice che si deve fare quella cosa e che si può fare. Ma non so quanto ci metteremo, ma la facciamo. No, quello sicuramente. Però che cazzo. Allora, a sto punto, Ah, passiamo pure prima per la drawing, così. Quindi dritto giù, di destra qua, giù. di qua. Dritto giù. Aspetta che c'è qualcosa qui. Cagnolini, sì, papa, ci stanno le cagnolini. Nostre anche quelli. Ah, Ok, c'erano altre monete qua. Ah, le monete che aveva detto prima Fabio. vabbè. È Quindi, il perrito, esatto. di qua. Allora, c'è una leva, dice Fabio. Vai vicino a sti cosi. Wow, zio. Ma chi l'ha mai visto? Che cosa sta succedendo? Cose. Un'altra cassa. No, ma perché ce l'hai No, detto? Fabio, no, un'altra cassaforte. No, non abbiamo il codice. Mo. Ce ne abbiamo altre 4. Ci abbiamo gli scacchi giù. Oh. Guarda, aspetta, io ci provo. Quella alle volte. Ah, Fabio, che cazzo ridi? No, ma ride lui. Niente, non funziona. Allora, a sto punto, Che ottimizzando. vuoi fare? Vuoi andare alla libreria? Sì, portiamoci almeno un risultato a casa. Oh, 2 libri ci portiamo a casa, così staranno. Allora, Mica merda. questo ce l'avevamo dimenticato prima. C'è questo qua. Aspetta che ci fulliamo un pochino. Aspetta un attimo, Gianmarcone, aspetta un attimo. Anche perché mo ci sono soldi in giro per tutta casa. Quindi di qua. Allora, se ci dai altri dindini, noi facciamo grande acquisto grosso. Allora, History of Orindia, prima edizione, e New Clue. The Curse. La prima edizione. La prima edizione? Sì, la prima edizione. Fatto. Se riusciamo a trovare 12 monete o almeno 7, possiamo prendere anche un altro. E sarebbe stata una run molto fruttuosa. Allora, riproviamo a fare il giro di qua. Qui non abbiamo. Io sento un telefono che sta in chiamata. Sì, Non è il mio. forse di là. Forse stavano qui fuori e quindi sembrava. Ok. Forse qualche spirito, non lo sappiamo. Allora. Ok, e c'è stato. Tutto è bene ciò che finisce bene, Gianmarco. Allora, Continuiamo per il patio. sì, a sto punto abbiamo anche preso un pochino di risorse, quindi scarpetta ottimo. Fabio, perché mo ci hai detto sta cosa? Non lo sento ancora, lo ti sto dicendo pazzo. Chi è che stai telefonando? Quello è il tuo? Sì. Ok, no. Se fosse quello di mamma che c'ha un po' di problemini, quindi partono chiamate. Mamma mia, bello. Anzi. Allora, Patio.
Patiol per forza. Ma E non è c'è. che tante volte ti ricordi anche la password della cassaforte o dove reperirla? Noi una ne abbiamo trovata e non l'abbiamo neanche vista e ce l'ha suggerita Reagan. Perché non ce ne saremmo mai ricordati. Altre monete. Tante volte. Avete letto il libro A New Clue? No. Non ancora. Non ancora. Che... No, noi già Allora, abbiamo no, capito che aspetta. c'è un indizio. Ok, allora Solo che te non lo ce la direi. facevamo mai con i soldi. Ma vediamo un attimino qua come si sta mettendo perché... Ah, però questa non l'abbiamo mai messa. Però come ci faranno? Lo so. Però già ma questa... Noi le stanze almeno una volta le dobbiamo esaminare. Lo so, ma abbiamo la chiave 8. Tra l'altro la possiamo mettere nella prossima porta del drafting studio, lo zio. Noi facciamo l'8º piano, facciamo al workshop. No, lo zio mette il drafting che ammazza di botto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, shit. 7 e 8. Dobbiamo sperare che ce ne esce Allora, un'altra vai, sì, dopo. dobbiamo per forza tentare, nella sorte. Nella sorte. Per la drafting? Sì, per forza. Ok. Per forza. Non ci stiamo cazzo. Magari con un Quello qualcosa. che ho trovato io l'avete aperto? C'è pure questa che se la esamini con la lente di ingrandimento c'è un altro codice da mettere. Non mi ricordo, papà, se poi l'abbiamo... Aspetta, oggi la nella stanza pure. Ah, è l'ultima. Abbiamo finito. Allora, qua presi tutti. Quindi non serve più a un cazzo praticamente questa stanza. Dobbiamo farci comunque una rientranza per vedere un attimino come il tutto. Quello lì dietro, il boudoir, poi l'abbiamo aperto. Ah, sì, quello là aveva detto papà, sì. No, aspetta, no, normale qua giù. Apri mappa. Esci un attimo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ce ne allora, serve una normale e poi quella là. Ok, allora usa chiave normale. Una che va diritto. Vabbè, ci possiamo riprovare, vai con la kitchen. Se una che sale Non sopra. so dire- Sì, sì, papà, era quella, allora sì, l'abbiamo aperta. La password era Natale 1225. Oggi, porco Dio. Il ginnasio. Se no non si può fare niente. Vedete, fare un attimino così. Allora. E la scheda ce l'abbiamo. Ah, fanculo. Pensa un po' tu quella vita quanto è una merda. Ma Le chiavi dell'auto va bene. A sto punto, visto che siamo qui sotto. Qui dove stiamo andando, mo dritto, giusto? Quindi Aspetta, teniamocela prima per fare il giro. E poi al limite vediamo. Ok. Casino de Paris. Va, Casino, metti. Casino e stanza numero 8. Allora. Ci recuperiamo tutto. Aspetta, no, e mo si è preso i due punti. Vai dritto. Quelle due monete resteranno lì. Però possiamo passare per la cucina e se compriamo giusto sì. qualcosa. Allora, Chiotto. Vai. ma chiotto o chinotto? Ah, Allora. Oh, mi sono caccato sotto in tempo. allora, signori, adesso attiviamo mo tutti i ragioniamo. cervelli. Allora, noi dobbiamo mettere questi qui dentro e ci sono degli indizi. Allora, partiamo da destra. Vai. Partiamo dalla scimmietta. Questo è l'indizio in alto. The bin light and the going up is near the bend in the tail of the skin. Questa per il momento la salteremo. Vediamone qualcuna che possiamo già mettere più facilmente. Questa qua, vabbè, potremmo andare per esclusione pure per questo arrivare a un certo punto. Esce da treno with many così a lettere inizio in appear on each pin. Ok, quindi lui va con un altro di quei Ok. cestini. Quindi due cestini hanno una stessa lettera in comune. Allora, Fammeli vedere. iniziamo a vedere. Allora, Ubris ed Envy non ce l'hanno. Envy e Lust non ce l'hanno. Last Lust Brat. e Vrat hanno la T. Ok. Se no, Vrat e Glattoni pure. Glattoni e Sloth pure. Si ripetono. Sloth e Avaris no. Avaris e Mundanity sì. Ok. Allora, Allora. Sì. vediamone un altro. Vai. No, diciamo va. Lui deve stare verso la fine. Non viene. Allora, quello diceva per... Io proviamo a mettere Vrat. Ok, allora, coniglio lo mettiamo in Rat.
Ci dai una conferma, qualcosa che hai fatto bene? Manco poco. Va bene, allora. Di là poi potremmo andare avanti. Vediamo di qua. No, perché ti dice che quelli vicini hanno una lettera in comune e quello è l'unico. Quindi con quello lì dovremmo stare tranquilli. E cos'è la FIN? Io ho pensato la fine intesa proprio FIN, che non è uno degli estremi. Ce l'hai chat? Aspetta. Prepara chat la traduzione verso cosa. Allora. E però vedi, mi pare che Finn era Un cestino lontano dalla fine. Vi consiglio di pensarci di nuovo se mai mi trovo in un cestino lontano dalla fine. Ok. E vedi perché è con 2 N pinna, Fabio. Non con una. Ok, quindi lui. Quindi lui pure deve stare verso la fine. Chi era l'altro che voleva stare verso la fine? Il cane? Lui, sì. Ok. Magari sono i due estremi. Proviamo a metterli là. Allora mettiamo questo qua e il doggo, leggiamolo pure traducendolo un pochino meglio magari. Allora, non troverai il mio cestino nel peccato interno perché merito di essere in un cestino là infine. Quindi verso la fine pure lui. Mettiamolo qua nel primo. Vai. Diciamo che queste 3 qui almeno ci diamo un attimino un'indicazione. Poi c'è. No, però alla fine penso sia l'altro lato, lo zio. Quindi vanno tutte e due vicino. Io penso che là sia la fine. L'ordine è da qui a qui o al contrario? La logica, se non si marab, è da sinistra a destra. Mettiamolo qui. Vediamo Oh, l'elefante. Tu mai Chad non so. Con mio dispetto, il peccato del mio vicino è scritto in modo sottile per contenere tutto dentro. Ok, allora questo lo possiamo fare. Fammi leggere. Allora, scritto stretto potrebbe essere glattoni. Se che è la parola più lunga. O Pure mundani ti è scritto stretto, ma là non ci potrebbe stare. Mettilo su slot perché il suo vicino è scritto stretto. Mettilo ok. qua. Dopodiché A questo punto abbiamo questa. ok, questo pure è fattibile. Allora, questo non c'è manco bisogno. Allora, per iniziare mettimi in un contenitore con una N nel suo peccato. Allora, vediamo che c'è rimasto. Ubris, Envy, Lust, Wrath, Glattoni, Slot, Avaris e Mundanity. Quello è pieno. Potrebbe essere Glattoni oppure Envy. Io metterei Glattoni. Ok, mettiamolo qua. Traduci bene questo. Allora, la somma del mio peccato, così come è scritta, è un numero della stanza in cui ci troviamo, quindi 8. Quindi è una parola che ha 8 lettere. Quale c'è rimasta? Mundanity forse? No, che è piena. Gluttoni. Poi glattoni oppure fammi leggere. 1, 2, 4, 3, 3, 6 e 3, 9. 9. No, e allora 8 è per forza glattoni, no, zio? Quindi non ci va il leone qua, ma ci va quell'altro. Allora, quindi tu non vai qui con la Vai, N, allora. mai qui. Tu dove sei? Era questo qui e vai qui. Poi ci mancano gli ultimi 2. Allora, proviamo una cosa bella semplice. Tu qui
E tu qui. Ti piace? Non gli piace. Facciamo un pochettino a cambio. Mi traduci la scimmia però così. Allora, aspetta. Che devo un attimo riprenderla in mano in un altro modo. No. Allora, la scimmia. La scimmia. Allora, il contenitore in cui tengo a finire è vicino alla curva della coda della pelle. Però qualcuno parlava della scimmia, se non ricordo male. Allora, tu dovresti essere sicuro. 8 lettere ce l'ha solo Glattoni. Quindi, Glattoni, tu sei proprio super sicuro. Quello con la N alla fine erano 1, 2, 3, quindi almeno che non va qui. Forse potremmo provare uno switch, però l'altro che diceva il Cignol. Aspetta, Però è no, se stai lontano. lontano dalla fine. Potrebbe Aspetta, anche aspetta, essere. aspetta. Allora, tu devi restare qui. Proviamo a mettere a te qui. E scimmia. Mettiamo qui. Pelle e coda. La pelle di orso che sta a terra. Aspetta, Ah, aspetta, è quella della aspetta. coda. Aspetta, quindi scimmia va qui. Scimmia va lì. In the tail. Scimmia va qui. Grande Fabio, non ci avevamo pensato. Scimmia va proprio. qui. Questo siamo tranquilli. E pelle invece sarà la parte davanti a questo punto, no? Quindi tu vai qua. No. Rileggiamo un po' gli altri. Allora, tu sei quello con la N. Volendo fare un cambio dove potrebbe andare. Su Glattoni e su Mondanity. Tu dove vai invece? Togli anche questo e metti il leone. Allora, mettiamo leoncino qui. Mettiamo te qui. Lo sappiamo, Dani non è un peccato. Sì, però il problema è che qua servono comunque tutti. Quindi comunque conta come peccato. Questo è troppo un bordello per andare. Dovremmo andare al Den Dove stai? in colonia. All'inizio non ce la possiamo mai fare. In colonia. No. Dove sta? Dice quello Cane. il cane dove l'abbiamo messo? Cane Il è cane qui. sta qua, che diceva il cane? E forse allora la fine è di là. Forse. Quindi a fianco al cigno, il cigno va là. Allora, il cane dove lo Al metto? posto di Envy magari. Quindi devo prendere questo. Lui si mette a posto qua. Però lui dice proprio che vuole stare giù alla fine. Qui sta proprio in mezzo. Non trovi il mio in mezzo agli altri. Io sto alla fine, sto da solo. Allora deve essere per forza l'ultimo a destra. Se così vogliamo fare. Lui sta alla fine. Sta Quindi alla il fine. cane mettiamolo proprio Ok. qui. Il Poi ci leone, resta. quindi dove va con la N? A questo punto scusatemi. No, là non ci può andare. Va Allora su il N, leone va qui fisso. Quindi questo e questo l'abbiamo fatto. Allora rivediamo un attimo Dice te. che non merita di stare con gli altri. Envy leone, sì. E questo sembrava che era comunque questo qui. Questo dovrebbe essere che l'ast e Brat andrebbe bene. Però vuol dire che un altro deve andare sull'ast. Quindi chi ci va sull'ast? Allora, Oppure lui va sull'ast e l'altro va su Brat. Pure tu sei quello delle 8 lettere, quindi tu Dovrebbe devi essere andare forza per forza qui. Tu e sei vicino a Glattoni, anche se potessi stare in realtà pure vicino alla Mundanity.
Dice Vezio, riprendi il coniglio. Allora, coniglio, 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 coniglio. Eccolo qua. Ok, Fabio, che ci dici tu? Sta sull'ast invece che su Wrath? Aspetta, mi metto un pochino più indietro così ti faccio vedere per lo più tutte le scritte. Questo l'hanno fatto bello incazzato questo qua, Più che altro tradurre dall'inglese poi traduce anche a cazzo. Leggiamo bene. Allora, aspetta, ne devo prendere un altro così si posa il coniglio. Eccolo qua, lo metto a schermo. Una lettera è twin. Allora, la traduzione me la fa in. Quindi c'è una lettera in comune in tutti e due, non è questo il senso? Quindi ci sarà una doppia. Condividiamo una tendenza con il peccato del mio vicino. Una lettera e la sua gemella appaiono su ogni cestino. Una doppia, dice lui. Fammi leggere. Andiamo avanti. Slot. Quindi forse va su slot? Coniglio va su slot, sì, perché è l'unico vicino effettivamente. Anthony, va bene. C'è una T qui e qui ce ne sono due. Allora, Lui sta vicino, qui non può stare di là. Lo mettiamo di qua. Ok, che ci resta? Ci restano queste tre. Allora questo va di là a sinistra. Forse? Mettiamo questo qua. L'orso è l'orso deve essere l'ultimo. No, e allora forse tu vai vicino a Mundanity, che sono 9 lettere e va scritto stretto. Morphine. Allora, last. C'è anche Avaris e Mundanity che hanno lettere twin. Sì. Mettilo là. Secondo me sono poche cose da invertire. Allora, rileggiamocele tutte. Ma scimmia penso vada bene. In the tail of the skin. Tail of Quindi the skin, vai qua. abbiamo visto questo a terra, quindi tail. E tu vai qua, quindi tu qui sei sicuro? Pinna il quadro. No, non ci trovavo. Così. Quindi eventualmente mettere il leoncino qui. Questa sappiamo che è precisa. Questa sembra precisa, ma è comunque in dubbio. Tu sei in dubbio. To fit, eccetera. Tu dovresti andare qui per il calcolo che ci siamo fatti. Tu numero 8, quindi dovresti andare qui. Papa si deve fare nel den, dice. C'è l'indizio nel den. Se hai speso tanto tempo nel den, Cioè, sai qual è il mio peccato. Quindi mo al massimo la prossima volta dobbiamo vedere di passare prima nel den. Che diceva? No, deve stare in una N, Lozzi, quindi qua non può stare. Allora, Fabio, tu che hai finito il gioco, se vuoi, no che ci dici la soluzione, se ti autorizziamo ad aprire la guida, dacci degli indizi per farci capire se c'è qualche guida che ti spiega perché vanno messi lì, ce ne possiamo uscire. Che se no non ce ne usciamo. No, non ce ne usciamo, ragazzi, da qua. Il fatto è che il leone... Il den è la stanza T che ci fa, che ci dà sempre una gemma e dove ci sono tutti gli orologi e c'è un orso dentro. La gemma come quando fai le pullate, fai 2 cambi dei tuoi. Il fatto è che la N ce l'ha questo e questo. Qua non può essere. Lui dice che vuole stare alla fine.
questo, e forse questo è sbagliato allora. Però questo dice la somma del mio peccato. Questi sono tutti i peccati. 8, siamo nella stanza numero 8. 8 è l'unica scatola con 8 lettere. Non c'è un altro 8, un'altra cosa che riporta all'8. Là non va. Qua avete detto che non può andare perché c'è la pinna e deve stare dove sta il fin. E allora vai qua. Ma poi non è vero perché non starebbe. No, hai capito? Che noi ce ne manca giusto una virgolina. Lui qua non può stare. No, Lui sta qua. Lui sta qua. aspetta, riprendi quello del numero stanza. Ah, a sinistra, a sinistra. Glattoni. The number within the room we are in. Stanza numero 8. Cioè, più stanza con un indizio del genere, non so. L'altro era 9 come lettere. Non ci vedo un posto diverso per questo. È un salotto. È un salottino, ci sono prendere degli il orologi. Sì, è un salottino da te. Però visto che c'è un orso, ci sarà qualcosa vicino, qualcosa nella stanza che ci fa capire qual è il suo peccato. Within è pure fra. Questo è vero. È un numero fra le stanze. È un numero fra la stanza in cui siamo dentro. In che senso? No, è il numero della stanza in cui siamo qua dentro. Quindi porta all'8. Su questo sono sicuro. Anche perché te lo dice chiaramente. Ma è l'unico in realtà che non combacia rispetto a questi qua. Il leone deve andare per forza qua. Allora, metti il leone là. Dove sta? Non è che si è messo sugli scaffali? Sì. Ok. Sono tutti pieni? No. Manca sbrodolino qui in alto. No. Allora facciamo conto che questo è giusto e questo è giusto. Lui non diceva lontano dal film. A questo punto non dovrebbe stare qua. No, Se se sono in... lontano. Cioè, Ok, ok. ripensaci se sono Ok, lontano. ok. No, no, già ce l'hai in mano, già ce l'hai in mano. Facciamo un altro. Mm. La butto lì, il Den è una sala del tè, del solito ci si rilassa, non è che intendi il peccato dell'ozio. Quindi sloth. Mm. Allora Pierluigi, puoi dare la soluzione perché la pensi o perché hai fatto il gioco o perché hai letto qualcosa. Noi ci vogliamo arrivare, però non vogliamo sulla guida è fatto così, fate così. No, ci vogliamo pure un attimino ragionare, ma non ci stiamo riuscendo così. Quindi abili e utili suggerimenti a capire, sì, li accettiamo molto, moltissimo. Ah, no, la patata è morta. No, ma non sappiamo se si apre, se Ah, finisce il capito. gioco, se non c'è. Cos'è che manca? Cosa? La guida per questo sono sicuro, ovviamente chiedo prima per non rovinare. Allora, facciamo così, facciamo così. Tu c'hai la soluzione davanti. In base a come li abbiamo messi, quanti sono corretti e quanti sono sbagliati? Io mo te li faccio vedere, dici solo se è giusto o sbagliato. Allora, questo è corretto? Qui c'è la scimmia. The Tale of the Skin. No, oggi questa sta qua. Per forza.
Più che altro dici che anche che ragazzi, 43 dobbiamo anche staccare, ragazzi. Ah già, è vero. Giusto, almeno finiamo questo per vedere che ci dà. E ce ne andiamo tutti a dormire, ragazzi. Sta arrivando un messaggione, mi sa. Sì, anche perché voglio capire se li abbiamo fatti bene. Farci da solo la soluzione, no. Saranno giusti almeno. La scimmia è Allora, ok. Di questi, qual è quelli che abbiamo sbagliato? così ragioniamo. Il leone può andare solo su 3 posti. Quindi o va là o al posto del cane. Non abbiamo Se vuoi dato- controlla uno in particolare, diccelo e te lo faccio vedere subito. Sto cercando di farti un pochino una panoramica così riesci a vederli un pochino tutti. Ma per il cane è logico in realtà che stia lì. È anche vero che il leone è vorace in effetti, quindi Allora, dice il buon Fabio, rimetti Leo Leo. su Allora, Leo, mo dov'è? stava di là eccolo qua. Ok, Leo su Andy. Dobbiamo riprenderlo così. Ok. E quello là su è il non questo, dobbiamo mettere il pinguino, che è Su- questo qua che sta su Brat, su Blattoni. Quindi questo qua. A sto punto, questo qua. L'uccello, ma l'uccello deve andare sulla pinna, lo zio. Scusate ragazzi, non avevamo detto che doveva stare sulla pinna. Ok, Pierluigi, dici adesso così com'è la situazione. Lontano dalla pinna alla fine del Ok. quadro. Ok, allora era giusto non là, va bene. Quindi Ok, che Pierluigi, cosa ho sbagliato? dici dove stiamo sbagliando. Secondo me l'orso va sull'asta e il coniglio va su slot, lo zio. Allora, ci starà arrivando la soluzione. Provaci un attimo, prima che arriva la soluzione. Quale? Prendi coniglio, Qui. prendi orso tutto a destra qua su slot. Metti orso al posto di coniglio. Prendi coniglio e metti là. Fai una giravolta, falla un'altra volta. Annazza! No, niente, Là. niente. E penso manchino solo questi qua alla fine. Orso è giusto come? Dove? Fermi. Orso era giusto. Ok, Aspetta, quindi orso prima. vediamo cosa dice Pier. Se avete pure voi la guida davanti, ok. Vediamo un attimo Pierluigi che c'ha la soluzione, che cosa ci dice. Almeno pure per intelligenza nostra, per vedere se siamo riusciti a capire un pochettino tutti insieme dove siamo riusciti ad arrivare. Ah, perfetto. Ce l'hanno tutti. Lo zio. Ah, tutti avete guidato tutti, bravi. Quindi riprendi l'orso, Allora, quindi poi prendi coniglio, metti coniglio là per il momento e prendi orso e rimetti là. Quindi va ok. scambiato coniglio. E allora lo zio, coniglio con quello là a fianco al cane. Leggi l'orso e si capisce. Come Ok. aveva detto prima Papa, mi sa allora. Quindi ci poi tu passi cosa tanto dicevi di tempo. scambiare? E quindi forse l'elefante va scambiato col coniglio, ragazzi, è l'ultima cosa che manca in teoria. O sbaglio? Non vedo più combinazioni in base ai cambi che abbiamo fatto finora. E la logica, raga, resta solo questo. Sì, Leggi il coniglio. leggi il coniglio. Sta tutto a Coniglio sinistra, maledetto. nell'angolo. E deve stare per forza vicino. E allora forse va là. Va al posto dell'elefante. Avaris, Humanity. Sì, Facciamo così. lo so. Facciamo così. Tanto li switchiamo così a questo punto. Ti apri per piacere. Sbloccati. Ah, ti prego. Avaris Mundanity. E quindi va Ok. bene. Quindi qual è che mo non ci troviamo? Abbiamo risolti tutti, ma la porta continua a non darci Dove niente. sta, ragazzi, la soluzione?
Il cigno, ok. Beccate sto cigno. Allora, leggiamo il cigno. Sta dietro di te. Di qua. Allora no, va al posto dell'elefante. Ah, deve stare vicino a uno stretto. Lì dietro va bene? L'ast? Sta stretto l'ast. Allora no, l'elefante va su Vrat e il cigno va sull'ast. Che quello là grosso è questo qua. Metti qua. Vai. Guardati intorno. Cosa è successo? Io ho sentito... Oh! Trofeo. Due! E 2 gettonazzi. Sono 4 gettoni, Gianmarco. No, sono 2 quattro. gettoni per 4 monete. Quindi. Sono 4 monete Siamo nuove. quasi a Oh 20, sì, diciamo. ragazzi, grazie mille. Grazie, ci avete aiutato perché sennò non ne uscivamo in nessun modo. Finiamo sta run. Allora, si lascia verso le stanze. Vai. Vabbè. La landlord, va bene. Qualcosa là sopra. Va bene, aspetta. Ok, No. finiamo in bellezza. Allora, C'è un Gianmarco. puzzle. Allora, Gianmarco. Allora, a te ti faccio una foto perché alcune volte puoi tirar fuori qualunque cosa e qui abbiamo la lore di dove vengono sti cosi. Allora, queste scatoline belle. Forma di pipo. A posto. Fatto. Quindi 6 monete in più da domani. 6 monete in più. Va bene. Easy per il boss. Vediamo se c'è Allora. altro. Ehi. Ah, vabbè, principe rosso, quello che abbiamo. Però questa è un'altra versione, ci Domani serve la no. lente di ingrandimento. Vabbè, dobbiamo entrarci un'altra volta. Vediamo se c'è qualcosa di strano. Indiziolo. Allora, Gianma, abbiamo sbloccato 2 libri dal bookstore. Andiamo di là. Abbiamo sbloccato 6 monete nuove. Ok, qui c'era la soluzione su come trovare la leva. No. Noi l'abbiamo trovata a culo, va bene. Ehi. No, stava scrivendo la lettera ed è successo qualcosa. Ok, mascherina, va bene. Su qua e su qua. Perfetto. Vabbè, roba ne ha data comunque. Allora, sì, facciamo finire la run così salviamo, ma abbiamo fatto comunque un bel po'. Sì. Abbiamo 2 libri nuovi domani da leggere Sì. in libreria, quindi li dobbiamo comunque preordinare, ma comunque partiamo con 6 monete in più al giorno. E i soldi stiamo riuscendo a farli. Sì, nella prossima volta che andiamo nel den la controlliamo sta cosa, anche perché è una delle stanze che mettiamo più spesso, quindi di sicuro ci finiamo. Ormai non ci serve più. Vabbè, però mo per controllare sta cosa la voglio capire. Dici, no, ma mi sa che Papa ci ha azzeccato in realtà. Tanto comunque ce lo dice ed è una delle stanze che mettiamo subito. Ragazzuli belli, grazie mille per la compagnia, noi ci vediamo domani sera, decidiamo un attimino cosa fare. Una cosa. Ma questa è la luna che sta... Non è che questa è la stanza, lo zio, è il menu iniziale, la stanza 46 finale. Alla fine entriamo qua dentro. Lo zio, secondo me è questa la stanza. Secondo me è questa. Va bene, ci arriveremo. Poi se c'è un finale completo cercheremo di raggiungerlo. Nel senso che da dormo là, esatto. No, noi una volta che arriviamo dopo tutto sto casino alla stanza 46, io voglio una villa reale, proprio fatta, finita. No, vabbè, peccato, è vero, non c'è da dire. La spoiler, no, non facciamo spoiler, ragazzi, attenzione, attenzione. Ragazzoli belli, noi andiamo a dormire. Grazie mille, ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Buonanotte.